penso che Francesco, il nostro papino, come lo chiamiamo noi, delle fragilità, come vi ho detto, questo grande Papa si stia rivoltando nella tomba, cioè non lo lasciano in pace neppure da morto. Vero. Fanno tutto l'incontrario di quello che aveva chiesto lui, che aveva anche voluto lui, e soprattutto questi personaggi che fino a ieri, cioè, facevano di tutto per anche allontanarlo dalla parola pace, cercavano di fargli fare la parola, di fargli dire la parola guerra, cosa che lui non ha mai fatto e non avrebbe mai fatto. E con quale faccia si presentano i funerali? Guardate che è una cosa grave questa qua. Ecco, adesso tutti quanti, il Papa, qualcuno non l'ha neanche mai visto, altri magari diranno, manco mai siamo tolto un nemico numero uno, finalmente, sotto queste spoglie. Capite che io non ci sto, e quando ieri mattina ho detto ci vuole un po' di silenzio, un po' di rispetto per questa figura che aveva cercato di fare una chiesa povera, fatta di valori, e cosa ci ritroviamo e cosa vedremo? Vabbè, ognuno faccia le proprie riflessioni a casa, la Mirella fa queste riflessioni. Lui si sta rivoltando in questa bara che gli hanno messo, anche lui voleva la bara coperta mi sembra, invece abbiamo visto che tutti lo stanno ammirando perché è aperta e non era la sua volontà. Comunque funziona così, capite, saranno anche i protocolli, però io penso che rispetto di quello che si dice per far capire l'importanza del tuo funerale dovrebbe essere rispettato. Ne parleremo questa mattina con Rino Furlan, presidente regionale UMPLI, che sono le Proloco tutte quante unite, poi ci racconterà, assieme a Mario Frassetto, che è presidente Proloco di Volpago, ma saluto anche il maggiore dei carabinieri Francesco Caccetta. Buongiorno maggiore, buongiorno, grazie anche a lei di essere qui. Poi il maggiore ci spiegherà un po' come sono questi protocolli che non abbiamo mica capito bene e come li vedete voi come forze dell'ordine, questi funerali molto importanti, ma soprattutto bisogna stare molto attenti con questi pazzi che girano nel mondo. E dovrei salutare, vediamo se c'è, no, siamo a posto allora. Allora inizierei proprio da lei, maggiore Caccetta. Cosa ci racconta? Cosa vuol dire per le forze dell'ordine un funerale così importante, soprattutto la sicurezza del paese, perché noi puntiamo molto a Roma, ma qua si sta parlando della sicurezza del paese. Prego maggiore, grazie di essere qui. Sì, buongiorno a tutti e anche agli ascoltatori. Certo, oggi è una giornata particolarmente importante per Roma, ma un po' per tutta Italia e anche per il mondo, perché un evento così importante richiede anche un dispiego di forze e di attenzione maggiore rispetto alle altre solite cerimonie, quindi sicuramente ha un livello di attenzione molto alto e speriamo che tutti contribuiscano a far sì che le cose vadano nel migliore dei modi. Maggiore, l'importanza della sicurezza, la preparazione, l'addestramento, quanto importante è in momenti così delicati essere preparati, ecco, la competenza di quello che si andrà a fare, a vedere, a sentire, perché voi queste tre cose che ho detto sono fondamentali, ecco, voi siete delle volte girati anche non in divisa, ma ci siete, vedete, sentite, ecco, l'importanza della preparazione e della formazione anche nelle forze dell'ordine in questo mondo un po' pazzo, perché il pazzo può uscire all'ultimo momento. Abbiamo visto cosa è successo in America, ma non solo in America. Ecco, quanta formazione bisogna fare, soprattutto le donne, l'importanza anche le donne con questa divisa, anche dei carabinieri e non solo, della Guardia Finanza, della Polizia. Prego. Ma intanto vorrei rassicurare tutti i cittadini italiani, perché la preparazione delle forze dell'ordine è assolutamente di altissimo livello, quindi non c'è distinzione fra uomini e donne, sono tutti carabinieri o poliziotti, sono molto preparati, quindi la fase addestrativa è una delle fasi più importanti all'interno delle forze dell'ordine e su questo possiamo stare tranquilli. Oggi poi tra l'altro per questo tipo di attività di servizio, oltre alle guardie svizzere, insomma ai servizi di polizia del Vaticano, ci sono anche tutte le forze dell'ordine in campo. Certo, rischio zero anche in criminologia non esiste, quindi tutto si può prevedere, ma non tutto in poche parole, quindi bisognerà stare con un'allerta molto alta, ma vi assicuro che per questi eventi le forze dell'ordine sono molto preparate e la formazione l'hanno avuta, la hanno continuamente, quindi credo che non ci siano problemi per quanto riguarda la prevenzione. Poi tutto può succedere, perché sapete meglio di me che le schegge impazzite non le possiamo certo
prevedere, cioè, nel senso le possiamo prevedere ma non le possiamo controllare al 100%, quindi l'importante è che anche tutti i cittadini siano in allerta e attivino un po' quei sensori che possono individuare qualche situazione particolarmente critica o di sospetto e chiamare subito il 112, perché non ci dimentichiamo che non sono solo le forze dell'ordine responsabili della sicurezza, la sicurezza è un bene di tutti, come diceva Gian Jacobs, la sicurezza è comunque qualcosa che appartiene a tutta la cittadinanza, perciò il mio invito è quello di oggi, ad esempio, di fare molta attenzione, se qualcosa viene vista, di avvisare subito il 112, anche perché sapete bene che l'attentatore o chiunque voglia compiere qualche gesto inconsulto sta ben attento a non farsi vedere dalle forze dell'ordine, magari pensa che i cittadini non lo guardino e non attivino quelle antenne, quindi invece la vigilanza deve essere di tutti. Guardi Maggiore, la ringrazio veramente per queste parole, vede l'importanza anche di essere qui a Sveglia Veneti, di rassicurare questi cittadini, poi parleremo di altro Maggiore con lei, perché stiamo vivendo un momento molto difficile, specialmente per le fragilità, per i diversamente giovani, poi ne parleremo, ecco, le forze dell'ordine che non possono essere, ecco, dovunque, comunque, nel tempo veramente anche che qualcuno vorrebbe, perché giustamente come fanno, ecco, sono anche bravi a mio avviso a fare quello che riescono a fare con le leggi che purtroppo abbiamo. Allora sentiamo anche Rino Furlan, presidente UNPLI, ecco questi mesi che si stanno aprendo all'allegria, alle feste, alle famose sagre paesane, molto apprezzate dalla popolazione, come diceva il Maggiore, però la sicurezza è il primo punto quando inizia a fare queste manifestazioni, che deve essere veramente al massimo. Il problema è che devono partecipare anche i cittadini, però devo dire una cosa, poi vedremo, sentiremo anche il Maggiore. Furlan, quando ci sono queste sagre, queste feste, ecco, questi avvenimenti anche importanti, difficilmente succedono risse, proprio raramente direi. Ecco, forse perché il numero di persone all'aperto che circondano anche questi malavitosi li mettono in difficoltà, perché sarebbero presi subito, sarebbero individuati subito e la famiglia si sente al sicuro. Cosa mi dice, Presidente? La sicurezza è il primo posto quando iniziate a fare queste cose? Allora, intanto buongiorno agli ascoltatori, ringrazio il Maggiore perché logicamente io ho un occhio di attenzione per quanto riguarda le forze dell'ordine e le ringrazio per quello che fanno, per l'attenzione che hanno anche nei confronti delle nostre manifestazioni. Oggi, se parlo di UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco Italia, siamo organizzati in maniera del rispetto di quelle che sono le direttive, l'ultima quella di Piantedosi, dove ogni manifestazione organizzata oggi ha bisogno di avere un'autorizzazione da parte dell'amministrazione del luogo dove avviene la manifestazione e questa autorizzazione comporta tutta una serie di rispetti delle direttive che arrivano poi, se parliamo di sicurezza, arrivano poi ad avere all'interno delle nostre manifestazioni sicuramente la squadra di pronto intervento, la squadra di primo soccorso, per cui ci sono già quelle figure che tendono a far rispettare quella che è la sicurezza, logicamente collegate con le forze dell'ordine che ci sono locali, per prima la polizia locale, ma per poi arrivare diciamo, ai carabinieri e a quelli che sono vicini. Non siamo sicuramente quelle manifestazioni dove c'è una concentrazione di pubblico importante, tipo i concerti. Noi siamo quelle manifestazioni che, l'abbiamo dimostrato anche durante la pandemia e dopo la pandemia, riescono a creare quella socialità, quella insieme di persone dove, lo dicevi anche tu Mirella, le famiglie si sentono al sicuro, escono per andare nelle nostre manifestazioni e le nostre manifestazioni sono legate a quella che è la promozione del prodotto tipico, la promozione del territorio, quindi a quello che diciamo fa sviluppare, e lo dico con orgoglio, il nostro Veneto. Lo dico con orgoglio perché io amministro sagre ed eventi di qualità a livello nazionale e il Veneto lo fa da padrone, nel senso che
che abbiamo addirittura 22 sagre accreditate, sagre di eventi accreditati come sagre di qualità, vuol dire che all'interno di queste manifestazioni c'è il rispetto e la sicurezza totale di quello che sono le direttive che vengono messe a disposizione. È anche vero che purtroppo tanta burocrazia alle volte complica e diciamo, mette in difficoltà le nostre associazioni. Mi ricollego a quello che diceva prima il Maggiore, purtroppo noi non possiamo essere dentro la testa di chi vuole commettere un atto vandalico, di chi vuole commettere un atto terroristico. Le attenzioni sono sempre massime nel cercare di evitare che ci sia qualcuno che possa combinare o che possa commettere un atto diciamo di terrorismo, però ce la mettiamo tutta insieme alle forze dell'ordine. Allora abbiamo Rinaldo in linea, vai Rinaldo, veloce perché ho tanti ospiti, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto con la nostra benemerita, con i nostri carabinieri potremmo stare tranquilli, ci sorveglia e ora siamo a posto. E dopo da dire, il fatto del Papa è una vergogna, perché adesso tutti si fa lustro, è diventato un bazar, è una schifezza. E il Papa poveretto, voleva quello che voleva lui, e era quello che era, e vuol far vedere quello che non c'è, tutti montano sul carro e farsi vedere. Ma cosa è questo discorso? Mi va col Papa Giovanni XXIII sul ponte della Canonica a San Marco, da Putei e nella Canamè, pensa quanti anni, e poi mi ha fatto la crisma e la comunione. Il Papa Francesco era compagno, umile, ed era quello che era, e ha sofferto, e ha fatto di tutto. E ricordiamo per quello che veramente era. Cosa volevamo farsi pubblicità noi altri, tutta sta gente che arriva, che da solo parla mai del Papa. Dai, dobbiamo da vergognarsi. E quanto riguarda le feste che fa, e sagre, parla il Veneto, è un tocca strana, perché i paesi si riunisce, e si ritrova anche fra gente che un anno, due non si vede, si sta in compagnia, si conta i problemi del paese. Insomma, è un'attività che è non da condannare, da aiutare, da dare più possibilità chi gliene faccia di più, perché il popolo sta insieme e parla di problemi, di tutto, e poi si diverte queste cose, e sa le sue del suo paese, agli altri veneti, cosa ha voluto cavarne via? Ma dai, è vergognoso. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie, comunque sei stato molto chiaro come sempre. Allora Frassetto, l'importanza delle manifestazioni, ma trovare anche le persone, trovare le persone che veramente possono aiutare a fare questi eventi, e non è cosa semplice. Come siamo messi con i giovani? I giovani è sempre il classico problema, perché adesso non solo le Proloco, tutte le associazioni cercano di prendersi i giovani volonterosi, perché bisogna prendere i giovani volonterosi, quelli che vogliono collaborare. Ad esempio, noi nelle nostre manifestazioni cerchiamo di collaborare con i Boy Scout, perché sono giovani, poi sperando che in futuro diventano dei collaboratori. Questa è la nostra... sono dei gruppi che si amalgamano, che lavorano assieme. E cercare di fare anche informazione molto prima, facendo prevenzione anche nelle scuole, facendo capire l'importanza di queste manifestazioni per loro, perché alla fine è la loro storia, la storia del loro paese, la storia di quelli che sono, anche se loro adoperano questa grande tecnologia, ma c'è sempre un punto da dove è partita, sono gli antichi lavori, gli antichi mestieri, gli antichi arnesi, che loro non conoscono perché vedono quello che vedono oggi, ma non capiscono l'importanza che se vedono quello che vedono oggi è dovuto all'inizio di questo meccanismo che ha iniziato specialmente negli ultimi anni, poi è diventato qualcosa di tecnologicamente incredibile e facile da adoperare. Prego. Noi il 4 maggio abbiamo una manifestazione che è il Taia Sbrega, però non è in quanto il 4 maggio, è tutto il procedimento. Ad esempio abbiamo fatto le scuole materne del comune,
una piccola dimostrazione ai bambini come si fa a tagliare la legna, come si fa, e loro sono rimasti, diciamo, colpiti da questo insegnamento. Una squadra di volonterosi sono andate nelle materne del comune e hanno fatto, speriamo che in futuro qualcuno... Perché si può iniziare da piccoli, certo. Non puoi pretendere di insegnare a 16-17 anni. Ce ne sono anche di bravi, ma ce ne sono, vero Maggiore Caccetta? Cosa ci dice di questi ragazzini che stanno alzando sempre più l'asticella, eppure quasi sempre avete nome e cognome di questi ragazzi, però abbiamo delle leggi che non è che vi aiutino più di tanto. Possibile che questi pochi ragazzi, perché guardi Maggiore, io lo dico tutte le mattine, io sono veramente allibita della visibilità che sono riusciti ad avere pochi rispetto a quelli bravi che sono tanti, tantissimi, che si comportano bene, e invece questi hanno fatto scacco matto. Questi tengono in pugno i sindaci, forze dell'ordine, vediamo come reagiscono anche di fronte a voi, città, paesi, movide, i ragazzi che hanno paura di uscire da casa, hanno fatto un sondaggio, lo dicono loro. Cosa sta succedendo, Maggiore? È possibile non riusciamo a fermare questi ragazzini che pensano di avere il mondo in mano, invece sono forse quelli più fragili che dovrebbero essere indirizzati in maniera diversa? Prego. Allora, questa intanto è una domanda che andrebbe rivolta a un sociologo, quello che io pure sono. E il problema è proprio questo, il problema è della società che sta cambiando molto velocemente. Come al solito non siamo mai preparati, perché comunque le generazioni, le precedenti generazioni, compresa la nostra, rispetto a quella attuale, a quella successiva, che già è attuale pure quella, ci sono dei gap generazionali molto importanti. La tecnologia purtroppo aiuta questo stile di vita, perché le motivazioni per il cambiamento dei giovani attualmente, secondo me, perché poi, ripeto, la mia è soltanto un'opinione, sono molteplici, derivano dalla famiglia, derivano dalla società, derivano dalla tecnologia, quindi sono un insieme di cose. Certo è che noi abbiamo smesso di fare cultura della legalità nelle scuole, tranne un incontro sporadico una volta all'anno con le forze dell'ordine, ma che si riduce a un'oretta, e voi sapete bene che poi le persone dimenticano facilmente quello che viene detto se non viene reiterato e continuamente ricordato. Quindi ci vorrebbe un addestramento continuo alla cultura della legalità, con degli interventi fatti da specialisti all'interno delle scuole che educhino un po' questi ragazzi. Come ha detto giustamente lei, il problema è che è più facile che vengano riportati sui social, specialmente sui vari social, le bravate di piccoli gruppi di questi ragazzi, rispetto invece alle iniziative importanti che fanno tutti gli altri. Perché guardi, io lo vedo quando metto un post su Facebook, se metto una mia foto in divisa ottengo 180 like, 200 like, 500 like. Se metto un pensiero particolare, un articolo che parla di un argomento particolare che richiede un po' più di attenzione, la gente non lo legge, perché siamo abituati ormai a leggere solo i titoli e a mettere i like. Quindi questo poi comporta anche l'atteggiamento di questi ragazzi che si sentono i padroni, perché migliaia di persone preferiscono guardare i post e diciamo che parlano di queste bravate rispetto magari a tutto quello che fanno gli altri bravi ragazzi che si impegnano nello studio, che portano avanti la società, perché sono quelli che poi ci porteranno avanti, sono la nostra classe dirigente del futuro, i giovani, non lo dimentichiamo. Maggiore, io ho un banco solidale, orti sociali, e faccio anche la messa in prova, lavori socialmente utili per vedere come funziona, ma non funziona, cioè funziona. Maggiore, mi scusi, ma io lo devo dire. Ma cosa riesco a ottenere al ragazzo consegnando la borsa della spesa? Un'oretta, un'oretta e mezza alla settimana, 2 ore al massimo alla settimana. Cosa riesco a ottenere se gli faccio piantare fagioli 2 ore alla settimana? Cioè non ci siamo proprio, a mio avviso, Maggiore. Sono altre le iniziative, e abbiamo questo mondo del volontariato che potrebbe essere lo sport, un'educazione civica diversa. Abbiamo palestre, abbiamo associazioni di volontariato anche preparate a questo, all'ascolto.
Eppure non ci ascoltano, noi lo diciamo questo, non riusciamo, ecco, non è un recupero questo, non ci credo, io li vedo, molte volte vado in cerca dove sono e dico ma sei ancora al bar, cioè non ho capito, sei venuto per andare al bar, anche perché cioè, loro possono anche dire di no, cioè non voglio andare là, non voglio fare questo, cioè non è che tu puoi obbligarli. Ma allora, mi scusi Maggiore, se io non obbligo un ragazzino di 14-15 anni che ne ha fatto di tutti i colori, prima che arrivare ai 18, perché dopo i 18 lo pagano e fa bene lei a dire andiamo poco nelle scuole perché questi non sanno che poi alla fine 1+1+1 alla fine pagherà il conto di tutto, questi non lo sanno, pensano tanto sono minorenne, non è che mi capiti più di tanto, la famiglia è quella che è, perciò chi se ne frega, però io ho la visibilità che ho, hai detto poco tu. Capisce Maggiore che forse anche voi forse dovete premere di più proprio dove ci sono queste prese di posizione e soprattutto nel governo, i ministri, io mi domando, il ministro vi ascolta? Perché anche voi siete molto in difficoltà, cioè noi vediamo gli atteggiamenti di questi ragazzini delle volte che diciamo ma è una cosa incredibile, eppure dovete stare fermi, attenzione a come vi muovete perché basta una mossa sbagliata che succede il finimondo. Ecco, secondo lei sarebbe utile far fare a questi ragazzi più attività fisica, un lavoro anche adeguato fisicamente perché riescano a capire che il mondo gira anche in un'altra maniera? Una volta si poteva andare a lavorare a 14-15 anni e non succedeva niente, poi è diventato sfruttamento di minore, anche nelle sagre, i bambini portavano la pasta, i fagioli, sfruttamento di minore. C'è qualcuno che ha invertito i ruoli, cosa dice Maggiore? Ma io sono uno di quelli che è partito a 17 anni e fa il carabiniere, quindi ecco. Insomma mi ricordo che la nostra epoca era diversa, però non bisogna neanche dirlo perché gli psicologi dicono che non bisogna dire ai ragazzi ai miei tempi perché tanto non lo capiscono, quindi bisogna, il problema è che secondo me non c'è una soluzione attualmente perché il divario tra le generazioni nostre e quelle dei giovani è talmente alto, complice la tecnologia che ben venga, che però purtroppo quando una persona non è adeguata è come dare una Ferrari in mano a un ragazzino senza la patente, quindi in questo momento la situazione è questa e c'è poi un divario molto importante anche per il fatto di recepire le leggi e rispettarle, perché comunque non ci dimentichiamo che alla base ci sono tante cose che determinano il comportamento dei giovani, magari non tutti sanno che comunque il completamento della formazione del cervello e quindi della corteccia prefrontale, che è quella che poi dà la possibilità di discernere il bene dal male, di capire le cose che stiamo facendo, se le facciamo bene o non le dobbiamo fare, è un processo che termina a 21 anni. Quindi col fatto che adesso poi si è allargata tantissimo la fascia adolescenziale, adesso abbiamo adultiscenti cosiddetti, che gente di 30 anni che ancora si comporta come un adolescente, quindi guardate che non è così semplice dare una risposta a una cosa di questo tipo. È che il governo sta facendo qualcosa perché comunque le leggi anche ultimamente si sono un po' adeguate a quello che sono le aggressioni alle forze dell'ordine, stanno cercando di capire come portare il cambiamento perché non è così semplice all'improvviso invertire la rotta, bisogna farlo perché sicuramente bisogna farlo perché ormai siamo arrivati a un punto dove è un punto di non ritorno perché le forze dell'ordine hanno un'età abbastanza avanzata, quindi siamo una media di 45-47 anni. E i giovani sono giovani, quindi anche fronteggiare un'aggressività e un atteggiamento così avversivo da parte di questi ragazzi non è così semplice, perciò ecco, il governo si sta muovendo in questo senso, stanno arruolando molti più ragazzi giovani nelle forze dell'ordine, in più stanno cercando pure di capire come inasprire le leggi, però io dico sempre che non è inasprendo le leggi che noi cambiamo le cose, perché non è così semplice, non è che la pena nel corso dei secoli ha cambiato le cose, ricordiamoci tutto quello che è successo in passato, insomma faccio un esempio, i ladri li crocifiggevano insieme a Gesù Cristo ma ce l'abbiamo ancora, quindi non è soltanto la punizione quella che cambia le carte in tavola, bisogna instaurare un tavolo dove si deve parlare
multidisciplinare, cioè non ci devono essere soltanto i ministri, ci dovrebbero essere degli specialisti che possano dare dei suggerimenti, perché io ne conosco tanti nell'ambiente scientifico, ce ne sono tante di persone che hanno buone idee, però purtroppo nella politica non vengono ascoltate. In politica vanno avanti soltanto persone che amici degli amici, e chi ha delle idee, chi ha dei progetti difficilmente riesce a passare. Comunque, chiusa sta parentesi politica, i giovani sicuramente hanno bisogno di tanta educazione che non gli viene più data né dai genitori, perché sono troppo impegnati a lavorare, perché adesso se non hanno 2 stipendi non campano, e né dalla scuola, che in parte ha rinunciato perché i genitori poi si rivoltano contro gli insegnanti, e quindi c'è tutto questo circolo vizioso che non riusciamo più a chiudere. E perciò io la soluzione non ce l'ho attualmente. L'unica soluzione che potrei proporre è quella, cioè di includere più discipline per quanto riguarda l'educazione di questi giovani, e partire molto presto, perché se cerchiamo adesso di educare quelli che si hanno già intorno ai 18-19 anni o 17 anni, secondo me siamo un po' in ritardo. Però non c'è mai da perdere la speranza, qualcosa possiamo sempre ancora fare, però ci vorrebbe la volontà di più discipline, di più persone e di più organi, quindi Stato, governo e tutta una serie di compagini, ecco. La ringrazio veramente, Maggiore, per quello che ha detto, è molto importante, ecco, anche i termini che ha usato per far capire che qualcosa si dovrà pure iniziare a fare. Iniziamo dai bambini, però dobbiamo pur fermare questi ragazzini che veramente stanno mettendo veramente in discussione quella che è la nostra sicurezza. Magari non succede, però io sentire che il diversamente giovane ha paura di uscire a portare le immondizie fuori di casa alle 17, adesso anche con la bella stagione, perché ha paura di trovare il gruppetto, oppure quello con la pelle scura, perché questo è passato il messaggio, non c'è niente da fare, è una cosa incredibile. Ecco, io non ci sto e penso che abbiamo, grazie al mondo dell'associazionismo, Maggiore, la possibilità di recuperare questi ragazzi. Basta che ce li diano, però, ma che li diano a quelli giusti, non che tutti facciamo tutto e riusciamo a fare il recupero. No, il recupero va fatto da quelle associazioni che sono preparate, come ha detto lei, per inserire questi ragazzi. Può essere l'ascolto, può essere lo sport, può essere qualsiasi cosa, un lavoro anche adeguato, però l'importante è fermare questi ragazzini. Io non ne posso più, guarda, Maggiore, proprio non ne, anche l'altro giorno ho raccontato ieri quello che mi è capitato. Io ho il coraggio di affrontarli, però il problema è che si rischia sempre, perché questi, più di qualcuno gira col coltello in tasca. Ecco, questa rabbia che ho visto quando li ho rimproverati, questa lattina che schiacciavano, ecco, era come che schiacciassero me, solo che non hanno avuto il coraggio di farlo, ma io ho visto la rabbia, erano in 6 e 2 di questi come hanno schiacciato la lattina quando li ho rimproverati. Ecco, perché anche girarsi sempre dall'altra parte, io non ci sto, Maggiore, mi dispiace, però è difficile, però io non riesco proprio a girarmi dall'altra parte. Allora abbiamo Leone a Trebasile e poi andiamo dal Presidente. Leone, prego. Ciao ragazzi, saluti tuoi. Allora bisognerebbe incominciare subito dall'atto, cioè dalle carceri. La parola carcere dovrebbe essere abolita, cioè non si deve più dire carcere, dovrebbe essere centro correzionale, punto. Cioè la parola carcere dovrebbe essere abolita, non si dovrebbe più pronunciare la parola carcere, perché se questi sanno che vengono messi in un posto di correzione, vedono la carcere ancora peggio di come sono le carceri adesso, perché questi non vogliono essere questi che sono delinquenti non vogliono la correzione. Un'altra cosa, ci sono tante cose che si dovrebbero fare, più forze dell'ordine, più attenzione, meglio scuole, ma dove sono i soldi? Che abbiamo un debito pubblico immenso, che abbiamo sperperi in tutti i punti in questo paese e nessuno parla mai del debito pubblico, degli sprechi, degli sperperi. Ciao Mirella, grazie. Noi ne parliamo, e tu lo sai Leone, noi ne parliamo a Sveglia Veneti. Allora, Presidente Frassetto, cosa vuole aggiungere rispetto a quello che ha detto anche il Maggiore, questo coinvolgimento di tutta la società per fermare questi ragazzini, non girarsi dall'altra parte, anche se dirlo è facile, farlo ancora più difficile. Prego Presidente. Io posso portare un'esperienza della mia infanzia. Io
Non ho fatto il servizio militare, però ho fatto diversi anni di collegio. Una volta mi ricordo che c'erano i collegi, erano per problemi di famiglia o per tante altre cose, però quelli ti educavano. Adesso non ci sono più, sono tutti ragazzi all'aria aperta, i branchi, cosiddetti i branchi dei ragazzi, anche perché si fanno forza quando sono come in sei contro uno, si fanno forza, diventano forti e è molto difficile recuperarli. Per me è molto difficile. Io non sono mica dell'idea, San Frasetto, che è difficile, è che bisogna iniziare a farlo. Sì, perché qua iniziamo a parlare, i soliti noti, come ha detto il Maggiore, ormai sappiamo. Il problema è che bisogna agire. Allora, il carcere, a mio avviso, non serve a questi ragazzini, ma serve rieducarli, fargli capire che il mondo gira in maniera diversa. E abbiamo la possibilità di farlo. Il problema è che non riusciamo a farlo perché le leggi non ce lo permettono. Però, Mirella, tu vedi che i problemi nascono maggiormente nelle periferie, perciò è molto difficile controllare la periferia, specialmente adesso delle grandi città che... Guardi che la grande città è più preoccupante, perché il piccolo paese riesce anche a gestire, sai chi sono, da dove vengono, certo. Perché la grande città è un bel problema invece, perché la grande città ha dei numeri anche diversi e le forze dell'ordine come fanno. Furlan, cosa dice? Come commenta? Ma allora, prima cosa mi collego a quello che dicevi tu prima per quanto riguarda lo sfruttamento minorile. E lo dico con una punta d'orgoglio perché noi di Umpli Nazionale ci siamo messi in gioco nel 2015-2016 quando c'erano questi atteggiamenti di parlare di sfruttamento minorile, noi siamo intervenuti. Oggi tutte le associazioni, quindi non parlo solo di Proloco, ma tutte le associazioni hanno la possibilità di utilizzare i minori all'interno delle proprie manifestazioni. Finalmente, dico io. E quindi vuol dire che aiutiamo le famiglie sono partecipi nelle manifestazioni, quindi quei ragazzetti che vengono nelle manifestazioni perlomeno imparano, socializzano insieme a tutti gli altri ragazzetti. L'Umpli Nazionale, ma tutte le Proloco, comprese quelle del Veneto, oggi sono all'interno del RUNTS, del registro unico del terzo settore, il quale per dettatura chiede che ci siano anche le assicurazioni, per cui anche i minori sono assicurati infortuni e malattia, possono partecipare alle nostre manifestazioni con una certa tranquillità e una certa sicurezza. Se insieme ai genitori ancora meglio, perché logicamente c'è la guida dei genitori, ma all'interno delle nostre manifestazioni ci sono i responsabili che normalmente li utilizzano all'interno della manifestazione, logicamente non per quei lavori che possono essere gravosi o pericolosi, ma che possono essere lavori minori, però ci siamo resi conto che c'è una certa socialità. Mi collego a quello che stavamo dicendo ancora prima dell'inizio della trasmissione. Io ho una grande soddisfazione dove ci sono delle manifestazioni che sono organizzate in collaborazione con tutte le altre associazioni, quindi non solo Proloco, ma ci può essere l'Avis, l'Aido, gli Scout, tutte le altre associazioni fanno squadra e di quella manifestazione, quindi ne deve essere orgogliosa anche l'amministrazione comunale, diventa una promozione di quell'amministrazione dove opera in quel comune, legata a tutti i volontari che si mettono in gioco e per volontari intendo volontari che non percepiscono del denaro, che lo fanno per la passione, per l'essere insieme nella socialità. Prendo anche spunto su quello che diceva il Maggiore prima, ma dicevi anche tu per quanto riguarda le scuole. Purtroppo abbiamo anche delle difficoltà ad andare a fare formazione all'interno delle scuole, perché magari trovi il preside di quell'istituto comprensivo che dice sì, si può fare, poi si trova nei confronti degli insegnanti che dicono no, perché disturba la nostra attività didattica, per cui ce la stiamo mettendo tutta. Io credo che supereremo e saremo capaci di aiutare e di coinvolgere i giovani all'interno delle nostre manifestazioni. C'è da lavorare tanto. Io direi anche di prendere questi ragazzini terribili, Maggiore, che voi avete i nomi e cognomi, e naturalmente con degli educatori che ci sono, perché li abbiamo, non è che non li abbiamo,
metterli a fare anche questo servizio all'interno delle Proloco, ecco, fargli servire i tavoli, metterli, ecco, e coinvolgere, perché io penso che bisogna intrigarli in qualche maniera. Io, Maggiore, ho la fortuna che parlo con qualcuno di loro, sa cosa mi dicono? I famosi Maranza, ci mancava anche sto nome, cioè veramente, ecco, Baby Gang, Maranza, la stiamo inventando tutti così, loro fanno come gli sceriffi, si mettono la stella al petto, sì, perché me lo dicono anche loro. E sa cosa mi dicono, Maggiore? Tu, Mirella, dammi il gioco, se il gioco mi intriga io lo faccio. Ho capito io, ma che gioco vuoi? Tu proponimi. E può essere, ad esempio, uno mi ha detto, a me piace tanto la moda. Perché era vestito, ho detto, Madonna, ma guarda come sei vestito bene. Cioè io gli ho fatto i complimenti, non li aggredisco mai, Maggiore, gli faccio i complimenti. Ma che bei vestiti, ma sai che me li ho disegnati io? Ma dai. E l'altro gli ho detto, guarda che scemo, guarda cosa hai fatto. Invece ho detto, guarda che sei proprio bravo. Sai, il mio sogno è diventare design. Ecco, allora io capisco, forse, Maggiore, che se riusciamo anche a entrare in questo guscio molto duro, perché certi hanno veramente delle famiglie che dovrebbero veramente essere rieducate, le famiglie. Ecco, quel ragazzo che mi ha detto, Mirella, non so più, perché io ho detto vai a casa, era anche un po' alto, Maggiore, vai a casa. E lui mi ha risposto, quale casa, Mirella? Ne ho 3. Ho 3 papà, ho 4 mamme, ho 6 fratelli, non ci conosciamo, liti tra di noi, tu mi dici di andare a casa a fare cosa? Capisci che io di fronte a queste frasi sono con le spalle al muro, Maggiore, non posso incolpare quel ragazzo, ecco, in quelle condizioni. Forse sono più sensibili di qualcun altro, il problema è che sono riusciti a tirare fuori la rabbia nella maniera sbagliata. Ma perché gliel'hanno lasciato fare? Cosa dice, Maggiore? Il discorso è un po' più a monte, nel senso che prima parlavate di periferia. Io sono nato in periferia perché sono nato a Roma in un quartiere che si chiama Prima Valle, quindi un quartiere molto malfamato e molto molto periferico. Però c'era la vigilanza informale, nel senso che comunque c'erano le famiglie che controllavano anche su gli altri ragazzi, gli altri figli, quindi erano sempre pronti a intervenire, magari dicendo adesso lo dico a tua madre. Ecco, quindi c'era questo tipo di coinvolgimento un po' di tutti. Questo cosa significa? Che noi siamo passati da una realtà di partecipazione a una società di individualismo, e quindi il problema più grosso a monte è che questi ragazzi sono soli, e questo è il problema. Come diceva lei adesso, Mirella, il problema delle famiglie non è che sono tutti diventati, perché siamo noi le famiglie, siamo la nostra generazione, quindi stiamo parlando di noi, anche noi presenti oggi qui. E perciò il problema qual è? Che noi forse probabilmente non siamo stati all'altezza, o non siamo all'altezza di comprendere questi ragazzi e di capire qual è il modo per incanalarli in una certa situazione di legalità e di partecipazione. Sentivo il presidente Furlan che parlava di coinvolgimento dei giovani nei Proloco. Io sono contento di questa cosa e gli faccio i complimenti, perché io giro l'Italia per andare a fare convegni in tutte le città italiane, dal nord al sud, e ho notato tantissime differenze. Quindi al nord c'è un po' più di attenzione in questo senso, c'è anche più partecipazione. Far partecipare i giovani alla vita pubblica è molto difficile. E perché però? Purtroppo perché sempre la politica, cioè una gran parte dei sindaci stanno continuamente in campagna elettorale, anche dopo che sono stati eletti, e non pensano alla popolazione, non pensano a progetti per migliorare la vita nel territorio, e anche in prospettive future, perché comunque questi giovani saranno quelli che, come ho detto prima, saranno la nostra classe dirigente, e se non partecipano alla vita pubblica, anche soltanto facendo parte di Proloco e quindi di dedicarsi agli altri, avere questo sentimento di voler aiutare le altre persone, questo sviluppa solo l'individualismo, e l'individualismo purtroppo sviluppa l'isolamento. L'isolamento ci porta poi ad avere gli anziani che muoiono a casa e la gente se ne accorge dopo 3 mesi, e tutta una serie di situazioni dove ognuno pensa solo ai fatti propri, e purtroppo è questo il problema. Noi abbiamo preferito la privacy piuttosto che la sicurezza, e la sicurezza deriva dalla partecipazione delle persone, dalla vigilanza informale, dal coinvolgimento di tutti gli attori sociali. Altrimenti andremo avanti così in una società sempre più isolata, sempre più individualista, e non riusciremo a recuperarli più sti giovani, e non so che cosa succederà, perché poi noi finiremo la nostra vita, perché comunque
No, la generazione nostra sta andando verso questa prospettiva e i giovani sono sempre più isolati, sempre più soli e non sono coinvolti, perché guardate che io che ho avuto a che fare con i minorenni che hanno commesso dei reati, come dicevate prima, presi nel branco sono il branco ha una sua individualità, una sua caratteristica particolare, ma questi presi singolarmente poi erano ragazzini che ti scoppiavano a piangere e raccontavano tutti i problemi che avevano a monte. Quindi veramente c'è molto da lavorare, moltissimo, ma il problema non è come lavorare, il problema è avere voglia di lavorare in questo senso qui. E bisogna capire se la politica cambia atteggiamento, perché in questo momento la politica, la maggior parte dei politici, ripeto, anche a livello locale soprattutto, perché è da lì che nascono poi le situazioni, vanno sempre di più verso un'idea di ambizione, di arrivare chissà dove, andare a guadagnare quei 15-20 mila euro al mese, e quindi di fatto tutta fuffa, tutte chiacchiere, e progetti pochissimi, quasi niente, e quando c'è da rimboccarsi le maniche, come diceva Falcone, poi gli italiani continuano a preferire di lamentarsi piuttosto che lavorare. Questo è il problema. Grazie Maggiore, adesso andiamo in pubblicità. Vediamo questa slide che ha mandato il Maggiore Francesco Caccetta per capire anche l'importanza di quello che vedremo e che sentiremo, ecco, dal Maggiore. Prego Maggiore, prego. Sì, è quello che dicevamo prima, questo famoso fenomeno dei Maranza, e questa è una delle cose che stavo appunto raccontando poco fa, nel senso che questa situazione attuale dei giovani abbandonati a loro stessi e dello scarso intervento dello Stato per risolvere le situazioni che si stanno creando ha dato luogo alla nascita di un problema che già esisteva tantissimi anni fa, e cioè la reazione di alcuni cittadini che si mettono insieme per fronteggiare da soli un fenomeno che secondo loro è disturbante, come quello appunto di queste baby gang e dei cosiddetti Maranza. Allora, intanto vorrei tranquillizzare un po' i cittadini e gli ascoltatori che in realtà noi non abbiamo in Italia un fenomeno di baby gang così come lo intendiamo nelle realtà sudamericane o americane in genere. Abbiamo sì un accenno in questo momento storico al quale poi comunque le forze dell'ordine già stanno tenendo botta e stanno cercando di prendere dei provvedimenti, ma le risposte non possono essere così immediate, perché comunque c'è una situazione di leggi attuali e situazione emergenziale di questo momento che poco collidono, e quindi ci vuole un attimo di dare allo Stato, al governo, il tempo di capire bene il fenomeno e di prendere provvedimenti. Certo è che la situazione è abbastanza importante in questo momento, e questi gruppi che si autodefiniscono Maranza e che si mettono il distintivo per poter fare quello che vogliono sono osteggiati e ostacolati da iniziative dei cittadini che secondo me sono assolutamente deleterie e pericolose, perché possono innescare dei meccanismi di guerriglia e di guerra fra due fazioni che di fatto non dovrebbero esistere. Quindi questi che si autodefiniscono poi articolo 52 piuttosto che i patrioti o altre tipologie di aggregazione spontanea di cittadini, in qualche modo sono state legittimate da una legge, perché nel 2009 il decreto Maroni istituì tra virgolette le ronde, nel senso che dava la possibilità a dei cittadini di unirsi in gruppi di massimo 5-6 persone per fare pattugliamento all'interno dei territori e fare segnalazioni al 112, non intervenire assolutamente, non andare in giro armati e non andare in giro a fare i giustiziari della notte. Però noi sappiamo che siamo in Italia, quindi quando alcuni personaggi si sentono investiti di questo tra virgolette potere, poi esce fuori il peggio degli italiani. È vero, io capisco che gli italiani sono stanchi di questa situazione, lo capisco benissimo. Capisco che vedendo non la mancanza di intervento dello Stato, ma un po' la lentezza dello Stato nel reagire a questo tipo di situazioni, capisco che la frustrazione aumenta e quindi uno dice vabbè, facciamo giustizia da soli, ci pensiamo noi. E in effetti poi se andiamo a vedere quello che è successo in alcune situazioni
all'interno di alcuni parchi piuttosto che alcune zone a rischio, quindi criminogenetiche, come possono essere le stazioni ferroviarie o insomma luoghi di aggregazione di questi poveracci che stanno in giro, e poveracci insomma a volte anche delinquenti, perché così è la situazione. Allora capiamo che la reazione può essere compresa a livello intellettivo, ma non compresa a livello di leggi, perché non possiamo permettere che i cittadini si organizzino per fare giustizia da soli. In Italia ci sono le forze dell'ordine, ci sono le leggi, certo è che il processo è quello che vi ho detto prima, cioè se continuiamo a togliere risorse alle forze dell'ordine e non ripianiamo gli organici. Vorrei ricordare che lo stesso comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in un'intervista recente e una audizione alla Camera dei Deputati ha fatto presente che l'Arma dei Carabinieri ad esempio è sotto di 12.600 uomini, che non è poco in una situazione così variegata e capillare come quella delle forze dell'ordine in Italia e dell'Arma dei Carabinieri in particolare. Quindi altrettanti ne mancano in Polizia di Stato. Ripeto, poi c'è anche l'età che è avanzata, quindi noi abbiamo fatto una politica scellerata per anni non arruolando, e quindi adesso ci troviamo forze dell'ordine vecchie, anziane, e dall'altra parte è cresciuta invece la situazione dell'ordine pubblico. Perciò non è semplice, non c'è una soluzione a breve, perché sicuramente ci vorranno anni per ripianare le forze dell'ordine e per portare poi quelle nuove leve che arrivano ad avere una consapevolezza e un'esperienza per poter bene operare in strada. Ecco, quello che posso dire è che i cittadini, invece di limitarsi a fare dei filmini per dire quanto sono cattive le forze dell'ordine quando mettono le manette a qualcuno, quando sono costrette a prendere provvedimenti di tipo coercitivo, invece dovrebbero un po' collaborare, no, quello che dicevo prima, cioè smettere di essere individualisti e pensare proprio ai fatti nostri, ma cercare anche di intervenire in qualche modo quando si può, senza mettere in pericolo la propria incolumità. Quindi è un discorso molto complesso, non è che si può risolvere così in due chiacchiere da bar, è una situazione molto particolare, però è vero che adesso abbiamo questo fenomeno dei cosiddetti maranza, e dall'altra parte abbiamo un fenomeno che è dato da queste aggregazioni di cittadini che si promuovono e si auto-organizzano per, secondo loro, collaborare con le forze di polizia, ma vi assicuro che non è una collaborazione ben vista. Certo è che le leggi sono ancora un po' carenti e che bisognerà aspettare che in breve ci siano dei provvedimenti che rimettano un po' a posto la situazione. Grazie Maggiore, anche grazie per le slide che ci ha mandato, sono molto importanti, avete letto a casa quello che vi ha fatto vedere, ecco il Maggiore, e qua bisognerà cambiare il registro, Maggiore, non c'è niente da fare, qualcuno prima o poi dovrà pure battere un colpo, non c'è niente, prima o poi il colpo arriverà. Allora Furlan, cosa dice questa possibilità anche voi che potete dare, ecco, tutti assieme una mano a queste forze dell'ordine, coinvolgendo i cittadini, mettendo proprio a disposizione quelle che sono anche le persone che girano attorno a questi importanti proloquo, a questi avvenimenti, e soprattutto l'unione, fare squadra. Andiamo a vedere anche le immagini di questo avvenimento che abbiamo fatto il 13 aprile a Silea, mi fa piacere che lo veda anche il Maggiore Caccetta, per far capire l'importanza delle associazioni di volontariato. Ad esempio ne cito una in particolare, la Croce Rossa. La Croce Rossa riesce ad avere dei numeri anche di giovani. Perché? La Presidente ha parlato molto bene, perché noi riusciamo a intrigarli, ecco, li facciamo essere protagonisti nel momento che facciamo queste esibizioni. Non è il caso, Presidente, di unire le forze, anzi io se vuole le darò il numero di tutte le associazioni che hanno partecipato per fare squadra, perché l'idea, eccolo qua, è di fare un villaggio delle associazioni itinerante, ecco, spostarci in base alle necessità assieme per conoscerci, per capire. Prego Presidente Furlan. Ma allora io torno a ringraziare il Maggiore e torno a ringraziare le forze dell'ordine, perché come giustamente dicevi tu Mirella, quando si fa squadra si ottengono delle cose importanti, si ottengono anche dei risultati importanti e si socializza molto. Devo dire grazie alla Regione come Presidente di Umpli Veneto, perché ad esempio con la Regione noi stiamo portando avanti da anni e ultimamente ancora di più dei progetti che logicamente
logicamente coinvolgono il territorio, coinvolgono i cittadini, coinvolgono le socialità, coinvolgono le amministrazioni comunali, e ne cito alcune di queste perché noi gestiamo da anni diciamo un progetto che si chiama Popolo Veneto, con dentro tutta una serie di attività. Abbiamo fatto la giornata dei Colli Veneti non più di 15 giorni fa, abbiamo sviluppato in provincia di Vicenza un festival delle proloco e delle bande, quindi questo vuol dire far socialità. Abbiamo portato avanti, lo stiamo portando avanti, un progetto per quanto riguarda il turismo fluviale con la penetrazione nel territorio, con geolocalizzazione e quant'altro. Cerchiamo di coinvolgere più gente possibile, però io continuo a dire che si deve fare squadra. Il Maggiore prima ha toccato un tema importante, che è quello delle amministrazioni comunali, degli amministratori. Io lo dico da ex amministratore, che quando si diventa amministratori di un comune ci si deve decolorare, si deve pensare al bene del comune, al bene di tutti i cittadini, coinvolgendo logicamente quello che si diceva prima, il mondo giovanile, perché è quello che deve essere attenzionato. E lo dicevamo prima con Mirella, ma lo diceva lo stesso Maggiore, che alle volte i figli sono figli di nessuno perché magari i genitori non ci sono, oppure sono molteplici i genitori che dovrebbero accudirli e invece sono in stato d'abbandono e devono essere attenzionati, devono essere seguiti. Quindi è un lavoro che dovremmo fare d'ora in avanti, già partito da anni, ma comunque d'ora in avanti, per avere più vicini possibili questi giovani e coinvolgerli, per socializzare insieme, per riuscire a coinvolgere tutte le associazioni. Danilo da Treviso, vai Danilo, ciao! Ciao, sono qua. Pronto? Allora, volevo fare un pensiero sul Papa. Allora, secondo me ha vinto la semplicità e l'umiltà. Si può essere forti anche essendo deboli, si può essere grandi anche essendo piccoli. Ciao Papa Francesco, sei tornato da dove sei venuto. Grazie a tutti. Grazie caro Danilo, grazie anche per questa telefonata, per queste parole che hai usato per il nostro Papa Francesco, veramente grazie Danilo. Allora Frassetto, ormai siamo in chiusura, come vuole salutarci? Ma io vorrei salutarvi dicendo che le Proloco, visto che in questo periodo parliamo del Papa, sono vicine al Papa, perché 12 anni fa, quando è stato eletto, siamo andati a trovarlo. E adesso il 29 giugno, col Giubileo, avevamo l'appuntamento con Papa Francesco. Speriamo che ce ne sia un di nuovo, perché, sai, abbiamo bisogno di un Papa. Abbiamo bisogno di un Papa. Allora, Furlan, come ci saluta? Ma allora io vorrei salutare tutti dicendo che bisogna avere rispetto nei confronti di un Papa che ci ha lasciato, di un Papa che ci ha messo se stesso, un Papa che guardava alle persone più deboli e alle persone più povere. Dispiace sentire in questi giorni, lo sentivo per radio anche venendo qua, parlare di un Papa che non sono ancora state eseguite le esequie, parlare di un Papa che ha dato se stesso per noi, è stato vicino a noi, è stato vicino a tutti, al mondo intero, ed è stato un Papa secondo me apprezzato da tutti, e c'è chi in questo momento ne sta approfittando per l'anno male. Diciamo grazie a Papa Francesco per quella che è stata la sua vicinanza. Come diceva prima Mario Frassetto, presidente del Proloco di Volpago, noi abbiamo la giornata nazionale delle Proloco con il Giubileo il 29 e ci dispiace di non poterlo avere avuto come Papa. Avremo quello nuovo, ma grazie a Papa Francesco. Grazie anche al Presidente Furlan per queste parole dedicate a Papa Francesco. E adesso sentiamo come ci saluta il Maggiore Francesco Cazzetta, Maggiore dei Carabinieri. Maggiore, come ci saluta? Con quale messaggio? Allora, intanto prima di andare via volevo ricordare, allacciandomi a quello che hanno detto i due ospiti in studio, che è vero che le associazioni, l'associazionismo può salvare questa situazione attuale. Io vi ricordo che sono il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato, e l'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato è quella che coinvolge i cittadini e che dà un modo per ricostruire i legami di fiducia tra le persone, tra i cittadini e le istituzioni, riportando un senso d'appartenenza
e responsabilità condivisa nella vita di una comunità. Questo è il mio messaggio. Rivolgetevi nei vostri territori all'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato, che sicuramente troverete un referente, e cerchiamo di dare un supporto a questa società, ma in maniera costruttiva e in maniera operativa. Ecco, questo voglio dire. Il messaggio che voglio lasciare è questo qui: non ci limitiamo a fare parole, a parlare, ma cerchiamo di impegnarci tutti nel nostro piccolo, perché ognuno può dare qualcosa e può aiutare a migliorare la nostra società. Grazie. La ringrazio anche perché in queste immagini che lei ha visto a Sidea Maggiore c'era anche un rappresentante del controllo del vicinato, un carabiniere. Mi fa molto piacere, per far capire l'importanza veramente di essere tutti assieme, ognuno nel proprio ruolo, per capire che noi ci siamo. L'importante è che, come dice il Maggiore, che la politica, quella che deve ascoltare, ecco, ascolti, non senta solo, ascolti veramente e mette in pratica le possibilità che ha di fare, quando vogliono fanno, di fare per la sicurezza del cittadino, perché veramente i cittadini sono stanchi e il messaggio che sta passando è un messaggio di paura e non va bene. Io prendo sempre l'esempio della mia città: se sento qualcuno che dice che Treviso non è sicura, veramente dico no, non è vero, la mia città è super sicura, perché io ci vivo, giro. Poi può capitare, giustamente bisogna avere le antenne sempre alzate, ma dire che Treviso non è sicura mi sembra, ecco, come anche tante città abbiamo superato l'asticella. Grazie ai miei ospiti in pubblicità. Vi presento un'altra gradita ospite, che è la dottoressa Monica Mazzucato, coordinamento regionale malattie rare. Buongiorno dottoressa. Queste malattie rare che cominciano a preoccupare, perché sono tanti i numeri, tante famiglie che vivono questa odissea nel vero senso della parola, finché qualcuno non si rimbocca le maniche e cerca anche magari da solo in internet di trovare delle associazioni, dei comitati che possono aiutarlo. Questo fanno i genitori. Guardate che hanno creato veramente dei punti di riferimento veramente importanti. Cosa ci dice, dottoressa, com'è la situazione? Buongiorno a lei intanto e ai telespettatori, ma io vorrei portare anche un messaggio di speranza in questo senso, nel senso che ovviamente quando si ha a che fare con il tema malattia, poi coniugato anche alla rarità, è ovvio che nelle persone che sono colpite, nelle famiglie, come sottolineava lei, può aumentare il senso anche di solitudine, e oggettivamente per alcune malattie, a causa della loro rarità, è più difficile intraprendere un percorso diagnostico che possa essere in molti casi rapido. Però volevo portare un messaggio anche di speranza, nel senso che proprio per queste caratteristiche le malattie rare sono state considerate negli ultimi anni un tema di sanità pubblica. Se ci pensiamo, un tempo non si parlava di malattie rare, ovvero le malattie rare sono sempre esistite, ci sono testimonianze anche fin dall'antichità, ma non si consideravano alcune malattie molto diverse tra loro come un tema unico di sanità pubblica, cioè meritevole di un'attenzione da parte della comunità e meritevole di azioni particolari per mitigare le difficoltà che sottolineava lei. Quindi pensare ad una rete di assistenza dedicata, a dei benefici per le persone affette nel corso del percorso diagnostico e anche nell'accesso ai trattamenti. E in questo senso devo dire che sia a livello europeo che a livello italiano, negli ultimi 25 anni ormai, da quando è iniziato il tema appunto di creare una rete per le malattie rare, quello che si è fatto appunto in questi ultimi anni. Saluto anche e ringrazio il sindaco di Badia Polesine, Giovanni Rossi, di essere con noi. Buongiorno sindaco. Ecco. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, prima avevo il maggiore Caccetta, Francesco Caccetta, che è veramente un po' preoccupato per questa
questo alzo dell'asticella da parte di questi ragazzi cosiddetti Maranza. Qualcuno dovrà intervenire perché stanno mettendo veramente in subbuglio quella che è la tranquillità non solo delle città ma anche dei paesi, perché iniziano a spostarsi anche nei paesi. Com'è la situazione dal suo punto di vista, Sindaco Rossi? Beh, effettivamente è un problema che negli ultimi anni ci ha dato un po' da pensare e anche da lavorare. Effettivamente, soprattutto nei paesi come il mio, dove c'è la fortuna di avere lavoro e quindi dove ci sono delle aziende che attraggono anche persone da fuori, e c'è quindi anche una mobilità enorme dal punto di vista sia dei lavoratori ma anche degli studenti, e quindi da un lato positivo qualche volta questo porta ad una faccia negativa, porta anche al fatto che c'è una mobilità di altre persone che purtroppo non vengono né per lavorare né per studiare, ma vengono per delinquere. Effettivamente questo è legato anche al fatto che, e questa è una mia modestissima interpretazione, che la nostra società non è ancora pronta per questo cambiamento che si sta effettuando. Quindi quello che è successo nelle grandi città qualche decennio fa sta arrivando adesso nei piccoli paesi e non sempre siamo così pronti per affrontare questa tematica. Devo dire che anche le forze dell'ordine, che si stanno dando molto da fare, spesso non riescono a interpretare questi segnali perché naturalmente non siamo ancora preparati. Io dico sempre che stiamo vivendo una seconda liberazione, se vogliamo. Nel 48, nel 46, nel 47, dopo la guerra, si doveva fare il nuovo Stato italiano, mancava però quelle che sono la condivisione di alcuni valori di base che rappresentavano la nostra nuova Repubblica, la nostra post-fascismo. E questa modalità di condividere questi valori con la modificazione della società non si è ancora attuata, e quindi la difficoltà sta proprio in questa relazionalità che non c'è ancora e che sta provocando purtroppo qualche disagio. Allora, Sindaco, abbiamo anche ospite la dottoressa Monica Mazzucato, che è coordinamento regionale malattie rare. Anche un'informazione in merito a questo del quale stiamo parlando, questa malattia di malattie rare, coinvolgere, sentire che c'è qualcuno che può aiutarti anche da parte del sindaco, invitare queste persone competenti a parlare, a coinvolgere anche un po' la comunità, perché la solitudine regna sovrana purtroppo, e per fortuna che qualcuno si è rimboccato le maniche e ha fatto questi gruppi di ascolto da parte di genitori, di non essere lasciati da soli. Delle volte i social li condanniamo, ma delle volte sono molto sicuri. Non dovrebbe essere anche un ruolo dell'amministratore quello di coinvolgere la sua cittadinanza su quelli che sono i temi attuali, di fare dei convegni importanti per far partecipare non solo i giovani ma le famiglie, non solo quelli che purtroppo hanno la sfortuna di nascere oppure di avere poi in futuro queste malattie rare. Cosa dice il Sindaco Rossi? Beh, guarda, è un problema che viviamo quotidianamente questo. Allora, intanto, come dicevo prima, questa evoluzione della società non è che abbia portato solo cose positive. Una volta un grande sociologo che si chiamava Tönnies aveva postulato che c'era una trasformazione in atto dopo la rivoluzione industriale tra la comunità e la società. Cioè prima erano degli ambienti comunitari in cui si basava soprattutto sulla solidarietà tra i componenti di questa comunità, e si andava verso una divisione dei compiti e quindi a un miglioramento delle condizioni socio-economiche, ma alla perdita di quella unità familiare che invece c'era prima. Ecco, io credo che le nostre piccole comunità stiano ancora vivendo questo passaggio. Purtroppo quei valori e quelle solidarietà familiari adesso non esistono più o stanno scomparendo. E quindi le posso assicurare che già adesso il sindaco è chiamato spesso da parte di queste persone meno fortunate ad avere una partecipazione attiva. Quello che può fare il sindaco è quello di dare delle informazioni più corrette possibili, perché lei prima ha parlato dei social. È vero che i social danno informazioni, ma spesso non le danno in maniera corretta, e quindi molto probabilmente vanno anche a peggiorare quella che è una situazione già fragile da parte di famiglie che non hanno più la familiarità allargata di cui parlavamo prima, ma che si ritrovano spesso da soli, devono lavorare e non hanno tempo da dedicare a queste persone che hanno questi problemi. Il sindaco è chiamato in causa perché spesso, purtroppo, perché non è la forma corretta, viene chiamato a sostituirsi a quelli che sono le mancanze di informazioni che dà
che danno le aziende sanitarie che sono preposte a questo. Questa divisione tra la socialità, il sociale e il sanitario in realtà non esiste, perché la gente non riesce a distinguere quali che sono le competenze sociali del comune in ambito appunto sociosanitario e quelle che sono le competenze sanitarie. Per cui io mi trovo qui delle persone, soprattutto anziane, che vengono anche per prenotare una visita al CUP, perché non riescono, perché la modalità informatica non è ancora propria da parte di queste persone e quindi si trovano in grande difficoltà. Provate a immaginare ad una famiglia che ha già una fattispecie molto particolare e si deve affrontare queste malattie rare, che purtroppo sono sempre meno rare, o meglio, adesso sono conosciute e quindi sono diventate meno rare dal punto di vista delle informazioni. Però ripeto, è una società che è in continua evoluzione, sicuramente si sono fatti grandissimi passi avanti dal punto di vista della ricerca, dobbiamo ancora migliorare e su questo ci assumiamo tutte le nostre responsabilità, dal fatto di poter essere intermediari tra coloro i quali hanno bisogno e coloro i quali danno i servizi. Molto chiaro e la ringrazio, Sindaco Rossi. Sentiamo come commenta la dottoressa Monica Mazzucato. Prego, dottoressa. Io vorrei partire da una parola che ha anche tracciato nel suo discorso il sindaco, ovvero comunità. Quello che dicevo prima, cioè le malattie rare sono un po' paradigmatiche di un atteggiamento che c'è stato non solo nella comunità medica, ma che è nato di fatto dai pazienti, dalle associazioni dei pazienti, ovvero quello di riunirsi. E se pensiamo che le malattie rare sono circa 8.000, ma il numero è in continua evoluzione, capite anche l'impatto rivoluzionario che ha questo tipo di atteggiamento anche da parte dei pazienti, delle associazioni dei pazienti. Riunirsi per fare che cosa? Per portare questo tema all'attenzione non solo della sanità pubblica, ma della comunità. Cito un esempio. Il 28 febbraio e negli anni bisestili il 29 febbraio è la giornata mondiale delle malattie rare. È una giornata che è nata dai pazienti, che ha proprio questo scopo di diffondere informazione, di incontrare delle persone che hanno una malattia rara, che portino la loro testimonianza, ed è una giornata che vede coinvolti i pazienti assieme ai clinici, assieme ai ricercatori, assieme alle istituzioni. Ed è vero che non pochi comuni anche nella nostra regione promuovono delle iniziative in occasione di questa giornata, ma oltre questa giornata il tema della comunità, cioè di pensare le malattie rare come un tema che interessa non solo il singolo individuo che ne è colpito, ma anzitutto la prima comunità, che è la famiglia, e poi la comunità allargata, la società. E cito alcuni numeri. Intanto malattie rare sono tante ed è vero che la maggior parte sono malattie rare che colpiscono poche persone, pochi individui, però ci sono anche malattie rare meno rare, per esempio la sclerosi laterale amiotrofica, per citarne una, che è una malattia che quasi tutti conosciamo, con la quale siamo familiari, non è poi così rara, però il numero delle persone che complessivamente hanno malattie rare non è piccolo. Vi dico che nella nostra regione, dai dati del registro regionale, abbiamo almeno 56.000 persone residenti in Veneto che hanno queste malattie, e probabilmente ve ne sono altre che sono nel loro percorso diagnostico e che quindi non sono comprese in questo numero, per darvi l'impatto, ma poi anche l'impatto sia sulla persona che sulla salute collettiva, che è rilevante per le malattie rare. È vero che poi, dobbiamo anche dire, meno del 5% delle malattie rare ha un trattamento proprio specifico per il meccanismo patogenetico alla base della malattia, anche se è vero che poi anche tutte le altre malattie rare che non hanno un trattamento specifico possono avere dei trattamenti che prendono in carico i bisogni assistenziali o che sono sintomatici. E qui vengo al punto che toccava anche il sindaco. Nella presa in carico di un paziente con malattia rara, che può essere un bambino, che può essere un anziano, con tutte le complessità che questo comporta, è ovvio che ci deve essere un'integrazione. Uno dei professionisti medici che si prendono carico dei vari aspetti, dei vari bisogni assistenziali che anche una sola malattia rara comporta nello stesso individuo, possono essere molto diversi,
ma poi ci vuole anche una presa in carico che segua il paziente quando non si trova in ospedale, ma si trova vicino al suo luogo di vita. Allora pensiamo a tutto quello anche che non è strettamente sanitario, ovvero l'inserimento scolastico di un bambino con malattia rara, la domiciliarità in un anziano che ha malattie rare e altre problematiche, e tutti questi interventi hanno successo se si realizza un'integrazione tra i professionisti che si occupano di quella persona, sì in ambito sanitario, ma poi anche l'integrazione con gli interventi sociali che possono essere messi in atto e anche con il supporto di quelle che noi chiamiamo non solo le reti formali di aiuto istituzionali, ma anche le reti informali. E come diceva lei, le associazioni in questo svolgono un ruolo rilevantissimo perché offrono anche dei servizi anche di orientamento. Ne abbiamo alcuni di istituzionali, per esempio c'è una helpline, una linea telefonica regionale dedicata per offrire informazione e supporto, ma poi c'è anche il contributo delle associazioni, perché quello che dico sempre è che l'informazione che noi possiamo fornire come professionisti sanitari parla ad un certo livello. E poi c'è un'informazione da pari a pari, cioè quella che viene da una persona che ha vissuto quel problema, da una famiglia che ha vissuto quel problema, che è altrettanto e che fornisce un aiuto assolutamente importante a un'altra persona che sta vivendo in quel momento lo stesso problema. Allora andiamo a vedere anche queste giornate proprio della malattia rara, andiamo a vedere, prima andiamo a Vicenza, poi andiamo a Udine, poi commentiamo. In occasione della 18ª giornata internazionale delle malattie rare, le parole del professor Michele De Luca, un pioniere della ricerca dell'uso delle cellule staminali, ha incantato la platea degli studenti del liceo Lioi radunati in municipio. Il ricercatore ha presentato il caso risolto di un bambino siriano di 7 anni affetto da una grave malattia della pelle con effetti simili a profonde ustioni, guarito definitivamente grazie alla determinazione e al coraggio di ricercatori e funzionari. Abbiamo invitato il professor De Luca per la giornata delle malattie rare perché veramente ha fatto delle scoperte, delle ricerche importantissime, curando addirittura un bambino farfalla affetto da epidermolisi bollosa con la terapia genica e le cellule staminali, e poi ha curato delle malattie dell'occhio, soprattutto legate alla cornea, sempre con cellule staminali. E la passione con cui ha spiegato oggi tutto il suo lavoro di ricerca e tutte le difficoltà in ambito scientifico, ma soprattutto burocratico, per raggiungere un farmaco orfano hanno commosso e appassionato noi e il pubblico. Stiamo cercando di proporre un modello alternativo a quello classico, diciamo, dell'azienda, dell'industria privata, eccetera, per cercare, perlomeno per quanto riguarda le terapie geniche delle malattie rare e ultrarare, un sistema che si possa autosostenere attraverso agenzie per la ricerca, fondi per la ricerca, sgravi fiscali per le donazioni, eccetera, che possa in qualche modo dedicarsi solo a quelle patologie alle quali le aziende non sono interessate. Alle malattie rare non si pensa mai, proprio perché dicono di essere rare, ma sono più frequenti di quello che uno pensa, perché sono tante. Sono 6.000 e una persona ogni 18 nel territorio ha una malattia rara di varia natura a qualsiasi età. Una giornata particolare, quella che si è svolta nella sala conferenze sotto la chiesa dell'ospedale del Santa Maria della Misericordia a Udine, con la conferenza stampa di presentazione del progetto del Forum delle associazioni famiglie di pazienti affetti da malattie rare. Il responsabile del centro di coordinamento regionale, Maurizio Scarpa, ci tiene a sottolineare come il lavoro in sinergia tra le forze in campo abbia portato un passo fondamentale per l'aiuto concreto verso le famiglie colpite da queste malattie e non lasciate sole a se stesse, grazie all'apporto fondamentale della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l'assessorato alla sanità. Presente tra i relatori anche l'assessore regionale di competenza Riccardo Riccardi. In Regione, dopo anni di lavoro, di coordinamento, siamo riusciti ad avere una rete regionale formata in modo tale che i pazienti possano avere, diciamo, tutto quello che serve. Abbiamo anche un assetto normativo che permette, per quello che può essere, diciamo, la possibilità di avere delle facilitazioni terapeutiche e curative,
e abbiamo una rete di associazioni per condividere aspetti comuni, necessità comuni e cercare soluzioni comuni. Ecco, dicevamo essere presenti sul campo proprio non solo per sensibilizzare, ma mettere, come si dice, gergo tecnico, i ferri in acqua. No? Assolutamente sì, ma una delle cose su cui abbiamo lavorato soprattutto in questi 5 anni è proprio il creare rete, perché creare rete significa unire le forze, non disperdere forze e risorse e raggiungere degli obiettivi anche in maniera più economica, anche proprio per il Servizio Sanitario Nazionale. Nei problemi comuni. Allora, dottoressa Mazzucato, ma quanto difficile è fare rete in Italia, soprattutto ecco, questo mondo, questo popolo bellissimo di italiani che però specialmente anche con le associazioni fa fatica a fare rete, fa fatica a unirsi. Eppure prima o dopo dovremmo fare questo, unire le forze per aiutare le associazioni che hanno più bisogno di far emergere quello di cui si parla e che stanno studiando, ad esempio le malattie rare. Qualcosa si è fatto, per prima non se ne parlava proprio, da un pochi di anni, io devo dire grazie anche alla Fondazione Mauro Baschirotto, veramente che se non ci fosse dovremmo anche inventarla, che devo dire la verità ci hanno messo veramente del suo per far capire l'importanza di parlare delle malattie rare, ma sono genitori che hanno fatto questo dopo aver perso il figlio. Prego, dottoressa. Ma come è stato richiamato nell'intervento precedente, nel servizio precedente, la parola d'ordine nelle malattie rare, come diceva anche lei, è fare rete. Io direi fare rete tra i professionisti che si occupano di malattie rare, perché come dicevamo le malattie rare sono spesso multisistemi che colpiscono più organi e apparati e è difficile pensare che un singolo professionista riesca a prendere in carico il singolo paziente con malattia rara per tutta la sua vita, e quindi è nato giocoforza la necessità anche di fare rete, ma penso anche alle reti che ci sono collaborative in tema di ricerca. Quando io ho pochi pazienti affetti da una particolare malattia, devo mettermi in rete come ricercatore per raggiungere quei numeri che mi consentono di sviluppare anche alcune terapie citate prima, come ad esempio le terapie geniche, che sono una delle nuove prospettive in ambito terapeutico quando si parla di malattie rare. Poi lei ha citato anche la rete tra le associazioni. È ovvio che la singola associazione che si occupa di una specifica malattia rara ha delle istanze specifiche, ma come le dicevo, storicamente nell'ambito delle malattie rare le associazioni di diverse malattie rare hanno fatto rete, si sono messe insieme. Esiste una federazione italiana, esistono federazioni in altri stati europei, esiste anche una federazione europea delle associazioni di malattie rare che è stata molto importante per fare sensibilizzazione su questo tema e far sì che nascessero anche degli atti normativi a livello europeo che si sono poi tradotti anche in atti normativi a livello dei singoli paesi. Normativi, perché sottolineo questo? Perché se non ci sono delle norme che stabiliscono quali sono i diritti, quali sono i percorsi, quali sono le azioni che dobbiamo implementare all'interno di questa cornice, poi nella nostra realtà le regioni mettono concretamente in atto poi le azioni, è difficile che si parli di un diritto esigibile per i pazienti con malattia rara. Quindi questo aspetto di avere una legislazione dedicata è molto importante. Dopodiché nelle malattie rare si assiste a un fare rete complessivo, cioè non sono poche le iniziative che vedono tutte queste anime del mondo malattie rare che si uniscono. Infatti si parla di comunità delle malattie rare, non è una comunità composta dai professionisti sanitari, è una comunità composta dai professionisti sanitari, non solo medici, che si occupano di pazienti con malattie rare, è composta dalle associazioni, è composta dalle istituzioni, è composta da anche il mondo della ricerca e da una serie anche di altri attori che intervengono nello sviluppare, per esempio anche, come è stato citato, terapie per le persone con malattie rare. Quindi nel mondo delle malattie rare questo concetto, l'importanza di fare rete, emerge con forza e credo anche che possa essere un esempio in altri ambiti sanitari di come, pur a volte nella diversità di alcune
istanze che vengono portate avanti, si voglia arrivare a un obiettivo comune, che è quello di migliorare la qualità della vita e migliorare anche proprio il percorso assistenziale delle persone con malattie rare, perché è vero che è stato fatto molto anche nel nostro paese, ma ancora molto c'è da fare. Su questo riporto anche un esempio di collaborazione tra regioni, cioè noi tra coordinamenti regionali ci riuniamo periodicamente per mettere a fattor comune sia delle criticità sia delle possibili soluzioni che altri hanno sperimentato, e quindi volevo sottolineare anche questo aspetto, che il tema della collaborazione ormai da 20 anni viene molto vissuto anche tra regioni che possono avere dei sistemi magari delle organizzazioni con delle declinazioni a volte diverse, ma per le quali il tema delle malattie rare è assolutamente rilevante. Dico anche che recentemente è stato istituito, dopo il secondo Piano Nazionale Malattie Rare, un Comitato Nazionale Malattie Rare, dove proprio sono rappresentati tutti i portatori di interesse della comunità malattie rare e che ha il compito di tracciare le direttive, tracciare la linea programmatoria delle azioni per il presente e per il futuro per le persone con malattie rare. Molto chiare, la ringrazio, avete ascoltato a casa, guardate che sono notizie importanti, quella che sta dando la dottoressa veramente Mazzucato, dovete ascoltare perché non si sa mai, avete dei punti di riferimento anche regionali non da poco. Allora andiamo adesso, invece andiamo a Badia Poregine, andiamo a vedere questa abbazia della Vangadizza e ce la spiega il sindaco Rossi. Andiamo a vedere. Io ringrazio veramente il sindaco Rossi, Giovanni Rossi, per aver mandato questi video, perché fa capire l'importanza di questi luoghi che non conosciamo. Io, sindaco, mi arrabbio tante volte con dei sindaci che vogliono parlare del loro paese che non conosciamo, non mandano un video, non mandano una foto e vogliono parlare ma cosa faccio vedere? Dovrò pur far vedere di quello che stai parlando. Ecco, questa è un po', la trovo veramente delle cose delle volte proprio inaccettabili, perché spieghiamo bene, lei lo sa benissimo, l'importanza dei video, e la ringrazio perché abbiamo visto una cosa bellissima, questa abbazia. Chissà quanti non sapevano neppure che c'era. Prego, sindaco. Beh, la nostra abbazia della Vangadizza, che risale al X secolo, è il monumento più antico di tutta la provincia. Sentite. L'abbazia della Vangadizza fino a Napoleone è stata anche sede della diocesi, perché bisogna ricordare che oltre alla diocesi in provincia di Rovigo di Adria Rovigo, una volta l'abbazia della Vangadizza faceva diocesi, quindi l'abate aveva il titolo di vescovo. Naturalmente gli abati più famosi discendevano direttamente dalle grandi casate veneziane, perché una volta, come voi tutti sapete, quando non si poteva ereditare si faceva poi la carriera ecclesiastica, e quindi naturalmente le grandi famiglie veneziane, gli abati commendatari, così come si diceva, erano discendenti appunto da queste famiglie.
L'abbazia ha avuto alterne fortune fino a quando, con le guerre napoleoniche, Napoleone, invadendo l'Italia, l'ha ceduta alla famiglia d'Espagnac in cambio di una fornitura militare, e quindi da allora è cessata la presenza dei frati camaldolesi presso la nostra abbazia, e l'abbazia è diventata di fatto una residenza privata. I d'Espagnac, oltre all'abbazia della Vangadista di Badia Polesine, erano proprietari anche dell'abbazia di San Benedetto Po, e quindi la tela del Bonsignori, che raffigura l'Ultima Cena, andava avanti e indietro tra le due abbazie, fin quando poi è stata definitivamente portata a Badia Polesine, e in questo momento, siccome la sede definitiva doveva essere il Museo Baruffaldi, che è in ristrutturazione, il sindaco di Badia, credo essendo anche un po' lungimirante, insieme con il sindaco di San Benedetto Po, hanno deciso di portarla intanto durante le lavorazioni proprio nell'abbazia di San Benedetto Po, dove era stata dipinta. Ecco, l'abbazia della Vangadista, insieme al Teatro Sociale Balzan e appunto al Museo Baruffaldi, sono i 3 monumenti principali del nostro paese, e sono stati frutto in questi anni, non solo naturalmente con questa amministrazione, ma anche con le amministrazioni precedenti, di continui interventi di ristrutturazione e di restauro. Voi capite che intervenire su un'abbazia del X secolo con eventuali investimenti, i costi di realizzazione di queste opere sono sicuramente molto più costosi di ristrutturazioni in ambiti civili. Però nonostante questo, dopo un grande intervento di ristrutturazione statica dell'abbazia della Vangadista, che stava purtroppo decadendo, abbiamo continuato ad investire, e adesso l'abbazia è sede anche della nostra biblioteca comunale, e nel corso degli anni ci auguriamo che diventi il centro culturale del nostro paese. Successivamente, con il museo, come dicevo, e la quadreria Balzan, che è allocata in questo momento nel piano ridotto del teatro, vorremmo fare un percorso turistico che potrebbe anche coinvolgere quelli che sono le terme di Abano Terme, e magari a portare qui da noi i turisti stranieri che allocano proprio a Abano Terme. Allora, prima di vedere un altro video, che è il Teatro Sociale Collezione Balzan, andiamo da Vladimiro. Indovini da dove, sindaco? Da Rovigo. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Prego, Vladimiro. Grazie Mirella, buongiorno sindaco. Intanto velocemente, Città della Badia ha una storia che è anteriore all'abbazia. L'antica Petra romana che era lungo la strada che arrivava da Modena verso est e Padova. Vado a Scheggia. È stato ospite qualche giorno fa il presidente della provincia di Rovigo, Ferrarese come cognome, no? Sì. Non ho avuto tempo, chiaramente, ovvio, no, di chiedere una cosa. La dico adesso, ma alla massima velocità, perché allora, purtroppo la provincia di Rovigo, che ha un suo stemma, è uno stemma che è, tra virgolette, un po' bugiardo, perché rappresenta solo 2 periodi storici della provincia del Polesine, della terra tra Adria e Po, quello estense ferrarese e quello veneziano. Ma prima di questi periodi qua, che sono importanti e seriamente esistiti storicamente, esistono altre realtà autoctone, cioè come dire, di gestione amministrativa autonoma di questa terra. Uno, come che appena detto il sindaco, Badia, cioè l'abbazia della Vangadista, aveva un suo territorio proprio da amministrare. La città della Badia aveva un podestà che era nominata dall'abate dell'abbazia, previo, come dire, accettazione del comune di Verona, ma gestiva un territorio proprio, così come la città di Adria, fino al XII secolo, era la capitale amministrativa di una vasta fetta del Polesine. Eccomi, quello che volevo chiedere al Presidente, e per me lei, come dire, una cosa inaccettabile, che lo stemma della provincia di Rovigo non riporta neanche un minimo, neanche un coriandolo della storia delle 2 amministrazioni locali, cioè nel periodo nel quale le genti polesane riusciva a amministrarsi da se stesse, è completamente ignorata da quello che è il simbolo di questa terra. Cioè, per lo stemma di Rovigo, il Polesine è una terra che sempre sta amministrata solo da esterni, prima dei ferraresi e dopo dei veneziani. E noi altri mai, no, questo non è vero. E in un periodo nel quale, l'identità dei territori e delle popolazioni è molto importante, per me è una cosa che dovrebbe, come dire, vedere un intervento, non a cancellare l'attuale stemma della provincia, perché è vero, è realistico, ma quantomeno
aggiungere un qualcosa che ricorda Adria e anche Badia, cioè effettivamente Adria è una storia un po' più importante di Badia, ma anche Badia rappresenta una parte non piccola della storia del Polesine. Poi una piccola chicca, poi chiudo. Tutti parlano del Polesine, appunto, che ricorda Ferrara, Venezia e via parlando, ma in Polesine sta presente anche Verona con una parte importante della storia. Ancora oggi, e così finisco, una parrocchia del comune di Badia, Villa d'Adige, fa parte della diocesi non di Adria ma di Verona. Comunque ribadisco, cioè lo stemma della provincia di Rovigo non deve limitarsi solo a Ferrara e a Venezia, cioè quando che sta dominata da esterni, ma dovrebbe riportare anche magari con un francobollo, cioè una piccola parte che esistia anche Adria e anche Badia Polesine. Sei stato chiarissimo, ha sentito Sindaco Rossi la preparazione del nostro Vladimiro, poi risponderemo a Vladimiro, ma andiamo a vedere questo teatro sociale collezione Balzan. Veramente avete visto questa meraviglia del teatro sociale, questa collezione Balzan. Prego Sindaco, come rispondiamo al nostro Vladimiro da Rovigo? Beh, effettivamente un fondamento di ragione c'è su quello che ha detto l'amico Vladimiro. Il problema è che poi la storia la scrive chi vince e quindi molto probabilmente dopo le nostre vicissitudini interne abbiamo avuto invece persone di altri posti che sono venuti ad amministrare la nostra provincia e che hanno sicuramente cancellato quella che è stata la storia precedente. Non è la prima volta che succede, non sarà neanche l'ultima. L'importante è che la qualità della storia, come ha detto il nostro amico Vladimiro, venga ricordata. Questo credo sia già importante. È vero che noi siamo stati amministrati anche dai veronesi, proprio qui vicino a Badia, a Castagnaro, c'è stata proprio la battaglia del Castagnaro tra padovani e veronesi, e da allora appunto la frazione di Villa d'Adige è di fatto un prolungamento della provincia di Rovigo. Quindi io sono un sindaco fortunato perché ho due diocesi, quindi ho il vescovo di Verona e il vescovo di Rovigo, quindi andrò quasi sicuramente in paradiso. Allora, dottoressa Mazzucato, lei conosceva queste bellezze del territorio? Un po' le conoscevo, non tutte, ma un po' le conoscevo perché diciamo, in quanto padovana comunque non sono così distante dai territori che avete citato e che avete fatto vedere. Quanto importante è conoscere il territorio? Vedete, quando io parlo e ho quasi sempre ospiti a Sveglia Veneti persone competenti, persone di cultura, perché la cultura ti porta lontano, la cultura ti fa conoscere, ti fa capire l'importanza della tua storia, però si fa poco per cercare di fare questo. I sindaci poi hanno una coperta cortissima, io non so veramente come facciano a volte con tutti quegli impegni che hanno e soprattutto le responsabilità che gli hanno dato a risolvere il problema che qualche politico ha messo in mano a loro. Ecco, anche le malattie rare, ad esempio mi sembra che in questo teatro sociale il sindaco Rossi sia stato fatto un concerto col professor Gerosa per la donazione degli organi. Io ho avuto anche il direttore del teatro sociale di Rovigo e soprattutto queste bellezze che vengono messe a disposizione per parlare di temi importanti come la donazione. Dottoressa Mazzucato, quanto importante è, ecco, organizzare anche eventi in questi posti meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere ma che non tutti conoscono sfortunatamente, prego. Beh, assolutamente importante perché coniugano
l'esigenza, la necessità che c'è di fare informazione su tanti temi, non solo le malattie rare, ma come lei ha detto anche il tema della donazione, e devo dire che su questo le comunità locali sono anche molto sensibili, gli amministratori, nel mettere a disposizione questi spazi, ed è molto importante anche avvicinare le persone a esperti di quella materia, o anche penso a testimoni, per esempio testimonianze di associazioni di pazienti che hanno avuto quel problema, come dicevo prima, perché sono una voce diversa che può comunicare altre cose rispetto a quelle che magari noi professionisti possiamo comunicare, ed è l'integrazione tra questi due tipi di comunicazione che fa poi veicolare un messaggio efficace. Credo che anche il nostro territorio è molto ricco sia di realtà dove questi eventi possono essere realizzati, ma soprattutto di comunità locali che sono disponibili all'organizzazione e a sostenere questo tipo di eventi. Sentiamo come commenta il Sindaco Rossi, e grazie ancora per questi video. Sindaco, ne mandi ancora, faccia conoscere le bellezze del territorio, perché guardi, le posso assicurare, non è che si conoscono così bene. Prego. Allora, intanto, come ha detto giustamente anche la dottoressa, noi abbiamo usato quel nostro teatro spesso per manifestazioni a sostegno di ricerca anche in campo medico. Noi qui a Badia abbiamo la fortuna di avere 2 rappresentanti dell'Associazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, e molto spesso noi usiamo il teatro per fare delle manifestazioni a sostegno e anche per raccogliere dei fondi per appunto la ricerca. Abbiamo fatto dei prodotti anche enogastronomici, perché abbiamo la fortuna qui a Badia di avere una grande industria dolciaria che ci ha fornito i pandori da poter poi vendere per raccogliere fondi per la fibrosi cistica, e lo stesso per le uova pasquali. E tutto questo appunto si colloca in questo contesto che è il teatro sociale Eugenio Balzan, che ricordo è stato ristrutturato nel 1855, è stato costruito nel 1815, ma è stato ristrutturato nel 1855 dall'architetto Meduna, che è lo stesso architetto che ha ristrutturato la Fenice di Venezia dopo l'incendio, il primo incendio, e quindi da lì il nome della cosiddetta piccola Fenice, che non è perché assomigli particolarmente alla Fenice, ma perché è stata ristrutturata dallo stesso architetto. È un ambiente meraviglioso, devo dire che tutti coloro i quali vengono a vederlo restano stupiti, e tutti mi fanno la stessa domanda: ma non sapevamo neanche che c'era questo teatro? Ebbene, dovete sapere, e non lo dico io, guardate, è in una definizione di diritto amministrativo fatta da Sabino Cassese. La pubblica amministrazione svolge i propri compiti che sono derivati dallo Stato allocando risorse scarse. Bene, se già nella definizione di pubblica amministrazione c'è scritto che non ci sono soldi, potete immaginare poi nella realtà come questo si traduce. Ma non dobbiamo sconfortarci per questo. Guardi, io le posso dire che nonostante tutto noi contiamo a investire grandi risorse su questo teatro, come così per l'Abbazia, ma per cercare di farlo lavorare, quindi anche per dare la possibilità di fare degli eventi, una stagione teatrale di grande qualità, abbiamo creato una associazione pubblico-privata con 9 aziende del territorio che ogni anno si autotassano con una cifra importante per poter fare una stagione teatrale. Voi pensate che il teatro ha poco più di 200 posti, uno spettacolo medio costa dai 7 agli 8.000 euro, per non dire 10.000, quindi non si può far pagare un biglietto più di 25-30 euro, altrimenti non viene nessuno. Se non ci fossero queste aziende, quel teatro lì resterebbe chiuso. Ogni volta per aprirlo, solo per aprirlo, ci vogliono 1.500 euro. Come facciamo? Facciamo con questo joint venture pubblico-privato, che è l'unica maniera per riuscire ad andare avanti. E come diceva lei, Mirella, la cultura è l'unica cosa che resterà dopo di noi. La ringrazio, Sindaco, e la ringrazio anche per far capire che la politica deve investire su questo. I soldi dove vogliono li trovano, Sindaco, è inutile che ce la giriamo. Non è che non ci sono, è che li impiegano per le cose che loro pensano siano più necessarie. Ma mancano
quelle che sono le esigenze del nostro territorio. Io quando sento di parlare di riarmo e sento parlare di servizi alla persona sono due cose completamente diverse. Non possiamo fare il solito minestrone, mettere tutto dentro, dobbiamo capire che c'è un governo che si deve occupare di quello che serve al paese e c'è un governo che si deve occupare, ecco, del mondo, ecco, di essere nel mondo, non solo in Europa ma nel mondo. Sono due realtà completamente diverse e delle volte l'opposizione dovrebbe anche capire che forse dovrebbe unire le forze invece di criticare continuamente, perché ci sono anche delle cose buone che vanno fatte assieme. Cosa ne dice, dottoressa Mazzucato, su questa politica che dovrebbe intervenire sulle necessità del territorio, sulla ricerca, sulla scienza? I vaccini l'hanno dimostrato, quando i grandi della terra hanno preso paura, avevano paura di morire, hanno investito, hanno fatto squadre, i ricercatori, e abbiamo visto il risultato. Prego, dottoressa Mazzucato. Ma io su questo cito l'esempio che si è sviluppato nelle malattie rare di queste reti europee, alle quali tra l'altro partecipano molti dei nostri ospedali della Regione Veneto, proprio perché hanno dimostrato un livello elevato di competenze e di attività anche in ambito di malattie rare, dove ci sono dei finanziamenti a livello europeo ma anche a livello nazionale dedicati proprio al tema delle malattie rare come ad altri temi. Ovvio che più risorse vengono investite e più si può creare quell'ambiente favorevole perché poi anche la ricerca possa esprimersi al meglio. Io cito l'orizzonte europeo perché quando parliamo di malattie rare è un orizzonte importante che va al di là anche del livello regionale o nazionale. Poi sul tema delle risorse credo che sia importante, però devo dire che nel nostro sistema sanitario nazionale sono garantite delle terapie che per esempio in altri paesi non sono automaticamente garantite a causa del loro costo elevatissimo e che sono mirate a curare un numero limitato di pazienti, e quindi anche qui si stanno sviluppando delle partnership pubblico-privato per sostenere anche nel futuro un maggiore sviluppo di queste terapie. Ma non basta sostenere lo sviluppo, bisogna che poi queste terapie siano veramente accessibili per le persone. Quindi devo dire che dobbiamo anche renderci conto che il nostro sistema sanitario nazionale, il Servizio Sanitario Nazionale, sta garantendo anche degli interventi di elevatissima specializzazione, e porto l'esempio delle malattie rare perché è quello che conosco, però è paradigmatico di questa situazione. E dico anche che ad esempio il secondo piano nazionale malattie rare che è stato approvato prevede lo stanziamento di alcune risorse per realizzare degli interventi di cui al piano, e sottolineo che sono stati assolutamente importanti per riservare anche queste risorse le associazioni dei pazienti che hanno chiesto un'attenzione particolare e che gli interventi fossero sostenuti anche da un finanziamento. Ovviamente il finanziamento non è illimitato e quindi è nostra responsabilità anche che le risorse, non sempre tante, ma quelle che ci sono, siano utilizzate al meglio, e qui sottolineo che sicuramente un fattore favorente, come dicevamo prima, è la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti per anche un uso responsabile delle risorse che ci vengono affidate. Abbiamo Paola da Padova, dottoressa, se non mi cade la linea, vai Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti, grazie mille. D'accordissimo con te che i soldi ci sono e che li buttano via. Per esempio, oltre i 600, anzi 700 milioni che costa il tram qua a Padova, hanno messo a disposizione 6 milioni di euro per neanche ripristinare, abbellire il famoso cattedrale ex macello che poi è Ostanson, dove chi fa delle mostre abbastanza inutili, non so che sia i quadri di Van Gogh. Questi 6 milioni di euro, oltre i 700 del tram, non potevano andare per esempio ad abitazioni a chi non ne ha? Vabbè, chiudiamo questa parentesi, ma purtroppo spero che con la tua costanza di battere il chiodo qualcuno possa rinsavire almeno in parte. Volevo fare una domanda alla gentile dottoressa Mazzucato. Per esperienza è quasi impossibile però accedere alle visite prima delle cure per le malattie rare,
perlomeno a Padova è quasi impossibile. Allora, con l'impegnativa sospetta malattia rara non ti prenotano niente, perché vogliono la diagnosi. Se uno ha già la diagnosi non ha bisogno della visita, e ti rimpallano tra il CUP e non CUP, e comunque non si riesce a avere questa benedetta visita. Visto che è del coordinamento, il medico di base ti prescrive con tanto di codici test neurofisiologici con tanto di codici. Bene, CUP non te lo prenota, in neurologia ti rimandano al CUP, quindi dottoressa, come coordinamento di persone, magari poi c'è qualcosina per le cure, ma non si riesce ad arrivare. Come si fa? Si impazzisce e te rassegni e continui a stare in un letto e la speranza se ne va. Grazie infinite per l'opportunità, veramente grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie a te cara Paola, prego dottoressa. Conosco il caso specifico, comunque sono disponibile ad approfondirlo, diciamo poi privatamente con la signora. Noi come coordinamento abbiamo anche il ruolo di verificare quello che funziona e quello che magari può non aver funzionato al meglio, però devo dire che sul percorso diagnostico dei pazienti con malattia rara ci sono delle norme che stabiliscono che nel caso di un sospetto diagnostico di malattia rara il percorso deve essere agevolato. Ci sono delle aziende, tra cui anche Padova, che ha un sistema di prenotazione dedicato per le persone con malattia rara. Ovvio che poi dipende dalla priorità magari che il medico definisce nel richiedere quell'accertamento, però sottolineo anche un'altra informazione importante per le persone. Noi siamo, credo, l'unico paese che prevede che ci sia un'esenzione in assenza di una patologia diagnosticata di malattia rara. È un'esenzione che si applica al sospetto diagnostico, che deve essere ovviamente però formulato da un medico specialista, e il paziente deve essere indirizzato alla rete malattie rare con dei centri identificati per dei gruppi di patologia. Noi abbiamo anche un centro informazione e siamo in collegamento anche con tutte le aziende per supportare nel caso di problemi in questo percorso, che però sottolineo è un percorso delineato e previsto dalla normativa. Quindi adesso vorrei approfondire, diciamo, il caso specifico e che cosa può essere successo alla persona che ha chiamato e che ha parlato della sua esperienza, però mi preme anche sottolineare l'informazione che sono previsti dei percorsi dedicati per le persone con malattia rara, e a volte la persona accede senza ovviamente la diagnosi della sua patologia, e quindi sta al medico inviante, che è il medico di medicina generale, il pediatra libera scelta o un altro specialista, formulare almeno un sospetto diagnostico di un ambito di patologia, perché ovviamente questo aiuta poi nel portare la persona ad entrare nel percorso giusto a seconda del problema che presenta. Guardi dottoressa, io la ringrazio di essere stata ospite questa mattina, perché noi e anch'io ho sentito delle cose che non conoscevo, dottoressa. Io ho molte volte genitori, familiari di queste persone con malattie rare, e delle volte dico a chi devo aggrapparmi a Sant'Antonio, perché non so, come dice Paola che ha spiegato molto bene, ti rimpallano il cerino e tu rimani col cerino in mano e non sai a chi rivolgerti. Perciò l'importanza dell'informazione che ha dato la dottoressa Mazzucato questa mattina, a mio avviso, è fondamentale. Perciò chi a casa ha bisogno di capire o di sapere o di fare dei percorsi sa che in regione può rivolgersi a questo coordinamento e avrà delle risposte veramente molto importanti. Grazie veramente dottoressa Mazzucato. Allora, visto che abbiamo parlato di abbazia, adesso vi porto a Padova dai frati di Sant'Antonio. Andiamo a sentire. Frati Sant'Antonio, Padova.
volto gigante di Papa Francesco sorride dall'altare della Basilica di Sant'Antonio. In tanti questa mattina si sono inginocchiati davanti a lui per una preghiera. Il volto del pontefice, che aveva scelto il nome del poverello di Assisi accanto alla tomba di Sant'Antonio, uno dei santi più amati, che nel suo percorso di fede aveva anche lui abbracciato la strada francescana ed era sempre stato vicino agli ultimi. Padre Antonio Ramina, rettore della Basilica, insieme ai frati prega per Francesco. Sapevamo che le condizioni di salute del Papa erano precarie, tuttavia non ci si aspettava una sua partenza per il cielo così veloce, dato che proprio domenica lo abbiamo visto in mezzo ai tanti pellegrini e ai tanti fedeli a cui voleva bene e ai quali ha voluto rivolgere il suo saluto, così come mi pare commovente ed emblematico il fatto che l'ultimo suo messaggio sia stato proprio dedicato alla pace, all'anelito per la pace. Lo accogliamo come auspicio che ci regala ancora oggi Papa Francesco. Ricordatevi di pregare per me, diceva sempre Papa Francesco, fin da quel 13 marzo 2013, quando si affacciò per la prima volta dal balcone di San Pietro. E le preghiere per il pontefice non mancheranno a Padova. Venerdì 25 aprile alle 21 si terrà nel santuario antoniano la preghiera per Papa Francesco alla vigilia dei funerali. La comunità del Santo ha invitato tutti i fedeli ad unirsi in preghiera con la recita del Santo Rosario. Lo pensiamo e lo desideriamo come nostro protettore dal cielo, gli chiediamo forse il coraggio di mettere in atto gli insegnamenti che ci ha regalato, più che con le parole, con la sua testimonianza di vita, quindi con l'affetto che lui dedicava sempre alle persone escluse, povere, accogliendole sempre con il sorriso, con grande bontà, ma anche con tutta la sua passione che dedicava alla cura per il creato. Credo che siano questi due dei tratti francescani più tipici che il suo insegnamento ci ha regalato e dei quali siamo chiamati a far tesoro: la cura per il povero, l'amore per la terra, per il creato. Un'eredità, quella di Papa Francesco, che lascia tutto il mondo, non solo ai cristiani. Aveva a cuore l'umano, la persona, al di là della sua appartenenza ecclesiale o meno, e forse anche il suo modo con cui ha vissuto il Vangelo, non tanto attraverso proclamazioni dottrinali, dogmatiche, ma proprio attraverso la vicinanza appassionata alle persone più bisognose. Allora, Sindaco Rossi, 5 giorni di lutto nazionale, lei come si comporterà oltre le bandiere mezz'asta? Prego. Beh, allora noi avevamo in programma il 25 aprile la storica festa sagra degli Aquiloni, e è stata naturalmente rimandata a domenica 27 perché su indicazione anche delle prefetture era giusto ed è doveroso riservare questi 5 giorni alla preghiera, al lutto e alla meditazione. Io mi associo naturalmente alle condoglianze da parte di tutti noi, del nostro paese, ma credo di tutta la comunità non solo italiana ma anche internazionale, e in questi momenti io mi sento di poter solo dare un piccolo messaggio, soprattutto ai ragazzi, di dare valore al tempo. Noi dobbiamo dare valore al tempo, soprattutto per i ragazzi, dobbiamo capire che la vita è questa e noi dobbiamo essere parte di questa vita e soprattutto esserlo, se è possibile, da protagonisti. Senta, Sindaco Rossi, adesso però 2 minuti per conoscere meglio questo sindaco. Lei è un sindaco di una civica di centrodestra. Ecco, non pensa che invece di guardare destra e sinistra, dove, come ho detto prima, si dovrebbe unire le forze per portare avanti questo territorio meraviglioso? Avete visto, fanno chilometri e chilometri per venire a vederci, turisti che arrivano da tutto il mondo per le bellezze che abbiamo. Forse di unire le forze, di non guardare più, ecco, questo Papa veramente anche questa mattina, come abbiamo sentito, è inaudito dare del politico a Papa Francesco. Ecco, veramente una cosa incredibile quello che qualcuno sta cercando di fare. Ecco, calpestare anche questa figura che parlava solo di pace, ecco, e del bene degli ultimi. Prego, Sindaco. Allora, intanto bisogna dare una piccola specifica, è anche il metodo elettorale che porta a una collocazione o una connotazione politica delle varie liste. Fino a 15.000 abitanti c'è l'elezione diretta a singolo turno del sindaco e automaticamente sono tutte liste civiche, perché solo dai 15.000 abitanti in su ci sono delle liste di appoggio al sindaco che hanno una connotazione più politica. Però, come sempre spesso accade, ma più per spirito giornalistico che non per la realtà delle cose, si tenta sempre di dare una connotazione
Perché questo? Perché si crede, si spera, non lo so, che dando una connotazione la gente si appassioni un po' di più. Questo non è neanche tanto vero, perché le posso dire che, e come lei può aver visto in altri meeting elettorali, la partecipazione dell'elettore alle elezioni è sempre più bassa. Per esempio qui da noi l'ultima volta ha votato poco più del 50% degli aventi diritto, ma è stato così anche per le elezioni regionali, per le elezioni provinciali, per le elezioni europee e quindi anche per le politiche. E quindi questo è un segnale che c'è una generale disaffezione alla libertà e al dovere, secondo me, del voto. Questo è vero anche dall'altra parte, però, che spesso i nostri problemi sono molto diversi da quelli che noi leggiamo e sentiamo per i mass media a livello nazionale. Questo potrebbe effettivamente portare ad esserci una convergenza, se volete, politico-amministrativa su grandi temi, ma vi posso assicurare che nei paesi questo di fatto già succede. Io ho la fortuna, e lo dico con orgoglio, di avere una opposizione molto capace, molto preparata, e che spesso prima dei consigli comunali facciamo anche un momento di confronto per cercare di sviscerare quelli che sono i temi di maggiore interesse. Poi logicamente ognuno ha la sua visione, come è giusto che sia, perché anche questo è il fondamento della democrazia. Io dico sempre che se non c'è opposizione non c'è democrazia, e quindi avere anche una dialettica all'interno di quelli che sono questi temi può essere positivo per avere anche degli stimoli nuovi per cercare di far meglio il nostro ruolo. Grazie veramente, grazie Sindaco per le parole che ha detto di questa collaborazione, indipendentemente della fascia politica alla quale si appartiene, per capire e sviscerare i problemi del territorio e cercare di risolverli e non di veramente mettere la polvere sotto il tappeto. Prima o dopo questo tappeto si alzerà, Sindaco, perché non ne possiamo più, perciò io penso che si arriverà a questo. Perciò io ringrazio tantissimo Giovanni Rossi, Sindaco di Badia Polesine. Grazie Sindaco, ringrazio tantissimo anche la dottoressa Monica Mazzucato, coordinamento regionale malattie rare. Paola chiama in regione, fatti passare il coordinamento e vedrai che la dottoressa cercherà anche di dare delle risposte che so che sono mesi che stai cercando di trovare. Grazie, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Altri due ospiti graditissimi, abbiamo in presenza Massimo Donadon, presidente canottiere Sile. Grazie Massimo di essere qui. Saluto anche Giuseppe Armani, sindaco di Caprino Veronese. Buongiorno sindaco, anche il sindaco appunto Armani, lista civica, vero sindaco? Sì, allora intanto grazie dell'invito e della possibilità di partecipare, dell'opportunità che state dando a me e al mio comune. Mi scuso per la voce, sono un po' afono e quindi non si preoccupi scusa. Sindaco. Sì, sono espressione di una lista civica. Centro-destra o centro-sinistra? No, non siamo collocati politicamente, quindi siamo una lista sostanzialmente di... no, perché noi siamo curiosi, Sindaco, così ho anche le domande da farle, visto che lei si dichiara neutro, proprio civica. Sentiremo anche cosa ne pensa di questa politica che soprattutto dovrebbe dare la possibilità a questi sindaci. Io non vi invidio di sicuro, penso che io ogni mattina ho 1, 2 o anche 3 sindaci che sono quelli con le più grandi responsabilità e tutti i poveretti con una patata bollente, con una coperta cortissima. Ecco, dove la gente si rivolge per cercare di avere anche delle risposte, un ascolto che non trova da nessuna parte, e questo lo fanno i sindaci. Però devo dire la verità, sindaco Armani, che sento quasi tutti, ne avrò trovato 2 o 3 che hanno detto che loro stanno benissimo, che non hanno problemi, che c'è lavoro, che i soldi non mancano, ma 3 su tutti i sindaci che ho avuto mi sembra un po' pochino. Tanto è vero, sindaco Armani, che ho detto allora veniamo a abitare tutti da voi, perché così abbiamo risolto il problema, visto che non avete nessun problema. Il problema invece che a lei, quello che le preoccupa di più, che cos'è, sindaco Armani? Io dico sempre non la vuoi normal, no? Come si dice in Veneto, invece in realtà voglio dire ci sono dei problemi, ovviamente vanno affrontati. Il problema forse più grosso di quello che può essere il mio territorio è la fragilità del territorio, no? Siamo nell'immediato entroterra gardesano, però passiamo dai 230 metri ai 1400 metri, quindi di fatto abbiamo il territorio con una prevalenza carsica, e ciò comporta sostanzialmente una grande attenzione
appunto agli aspetti del territorio. Abbiamo fatto un monitoraggio dei punti critici, abbiamo rilevato almeno 15 punti critici ed evidentemente l'attenzione verso questi punti, il fatto stesso di dover avere delle risorse disponibili che spesso volte non ci sono per sopperire a queste esigenze, ci fa sempre stare un po' su una sedia scomoda, ecco. Quindi questo è un po' il problema più grosso, secondo me. Allora vediamo anche le foto che ha mandato il sindaco Armani, così lo scopriamo. Allora sindaco, guardi anche le foto che mandiamo, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Allora vediamo le foto e le spieghiamo, sindaco, così capiamo anche di cosa stiamo parlando. Adesso le mandano e vediamo, eccole qua. Qui cosa stiamo vedendo, sindaco? Beh, allora qui si tratta di una delle tante frazioni del comune di Caprino Veronese. Si tratta di Porcino, è una località che prende il nome proprio appunto dal fungo, perché in questa valle si potevano ancora trovare un tempo, ecco. E niente, questo è Pazzon, un'altra frazione. Caprino ha un centro grosso e poi è diviso in tante piccole frazioni, località, case sparse, quindi anche questa frammentazione comporta tanto sostegno alle frazioni, perché abbiamo una rete stradale molto, molto diffusa. Sul territorio di quasi 47 km quadrati abbiamo circa 400 km di strada. Qui invece si tratta di un evento sportivo molto, molto noto, è la Caprino Spiazzi, che quest'anno torna ad ottobre come gara diciamo competitiva. Poi qui siamo in Piazza della Vittoria, nel centro di Caprino. Avendo due grandi piazze si presta spesso per esposizioni di auto, quindi qui questo è un raduno credo di Porsche. Qui torniamo sempre alla Caprino Spiazzi, vedo il prototipo di una macchina che sono proprio quelle macchine definite per le corse in montagna. E ci sono anche un paio di rally Benacus e l'altro rally del Bartolino, che attraversano il nostro territorio. Fermo appunto... sindaco, perché finalmente vedo giovani che guardano queste cose. No, siccome vedo solo diversamente giovani ultimamente, finalmente ho visto dei giovani. Allora grazie sindaco, poi vedremo anche altre immagini. Vorrei passare invece a Massimo Donadon e far vedere le immagini di Silea, di questa bellissima riunione di più di 80 associazioni che hanno partecipato per conoscerci. Non era una domenica rivolta alle persone, ai cittadini, ma era una riunione, e poi sentiremo anche cosa ne pensa il sindaco, ecco appunto Armani, di questa voglia di cercare di conoscerci tra associazioni, di unire le forze, di far capire l'importanza che abbiamo nel territorio. Allora, vediamo le immagini di Silea e sentiamo Massimo Donadon. Allora, che giornata è stata per te Massimo il 13 aprile? È stata comunque una sorpresa, perché non pensavo ci fossero tante realtà come quelle che erano presenti, e ciascuna con le proprie esperienze, ciascuna con la propria problematica, ma soprattutto con la soluzione alla problematica. È stata una giornata molto interessante e direi anche didattica, per quello che nel mio caso per esempio ha insegnato. È stato bello trovarsi tra tanti, tra virgolette, colleghi, perché noi siamo un'associazione sportiva, quindi non siamo proprio vocati al servizio sociale, siamo più vocati al servizio sportivo, ma comunque anche noi riteniamo che lavorare con i giovani e insegnargli dei valori comunque sia senz'altro forse una funzione, sicuramente una funzione sociale, ma anche una delle più importanti.
Noi appunto ci siamo prefissi di riuscire a intrigare i giovani, di farli partecipare, è questo lo scopo. Intanto ci conosciamo per poi cercare di intrigare questi giovani. Ma quanto difficile è, Donadon, e poi sentiremo anche il sindaco Armani, di cercare di far capire a loro, forse diventando protagonisti che possono fare del bene del territorio e fare dei percorsi diversi. Anche la rabbia può essere tirata fuori nella maniera diversa. Prego. Ma diciamo che nel nostro contesto sociale, nel nostro periodo, lo sport è diventata una cosa anacronistica. Mi spiego meglio. I ragazzi nascono in un contesto che gli insegna che hanno dei diritti. Hanno il diritto ad avere... banalizzo, è la bicicletta, hanno il diritto ad avere il telefonino, hanno il diritto ad avere il motorino, hanno il diritto di essere promossi. Lo sport è antitetico a questo, perché lo sport gli dice che tu hai dei doveri. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ti alleni puoi raggiungere il tuo limite, ma solo se ti alleni. E anche e soprattutto che una volta raggiunto il tuo limite, questo non comporta automaticamente il premio, cioè non è automatico che tu vinca la gara. Ecco, questo sistema secondo me è molto formativo, però si scontra contro quello che ho detto prima e quindi non è semplice motivare dei ragazzi a lasciare la strada dei diritti, che sono importanti, per intraprendere la strada che ti permette, una volta che hai fatto il tuo dovere, di avere anche dei diritti. Allora Massimo Donadon, abbiamo visto e sentito anche il sindaco Armani, abbiamo visto cosa riescono a fare questi sindaci come il sindaco di Silea e altri sindaci per cercare di dare voce a quello che è la solitudine, quella che è l'inclusività. Ecco, sindaco, cosa ne pensa di queste riunioni che abbiamo cercato di fare anche tra associazioni che non siedono mai ai tavoli perché sono piccole, perché non appartengono a un certo cerchio magico politico, e questo fa molto male perché sono associazioni legalmente iscritte, non manca niente, eppure non partecipano. Ecco, forse la politica dovrebbe capire che non può continuare così col volontariato che deve girare, come dico, tutte le mattine col commercialista e pagare per fare i volontari. Sono stati quelli che hanno tenuto il paese veramente nelle loro mani anche in un momento di pandemia. Erano loro che andavano nelle case per cercare di portare sostegno e conforto con la borsa della spesa, con l'ascolto, rischiando anche del proprio. Prego, sindaco Armani. Sono d'accordo, ho ascoltato le parole del collega e mi associo. La forza del volontariato è qualcosa di importante che ci consente di arrivare dove, dove è il limite magari dell'ente, no? E quindi queste persone che si mettono in gioco, che dedicano il loro tempo per gli altri, per cercare di fare rete, di fare appunto territorio, vanno sicuramente valorizzate e incentivate. Le comunità, almeno parlo della mia, sono comunità molto vive, molto partecipi, e ci sono una miriade di associazioni, no? Che operano sul territorio. Spesso, però bisognerebbe incentivare il fatto che queste associazioni facciano appunto territorio e non orticello, cioè anche tra di loro collaborino per avere una maggiore forza sul territorio. Spesso invece si trova e si ragiona magari singolarmente, questo non è positivo da un certo punto di vista. Allora andiamo a vedere anche questo video che ha portato Donadon, basta rifiuti nel fiume Sile, con i ragazzi, andiamo a vedere. La vita senza amore, dimmi tu che vita è, oh dove sei andata, oh mi sei mancata, non mi farà mai bene perché non so, ti chiedi quando. Ma di chi è questa bottiglia?
Forse ti è caduta per sbaglio. Per sbaglio? Lattine. Addirittura vasi. Il freno di una bici. Bombolette spray. Quante bottiglie di plastica, non ne posso più. A posto siamo, pure bicchieri. Che schifo, un cestino di una bici. Piatti di plastica. Addirittura bottiglie di birra. Spazzatura di ogni genere? E basta. Non ne possiamo più. Basta. Adesso stammi a sentire. Parlo io. Il Sile è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. Nel nostro parco ci sono diversi tipi di alberi. Olmi, querce, aceri, pioppi e quant'altro. Nel Sile sono presenti molte specie di animali. Folaghe. Gallinelle d'acqua. Cigni. Aquile. Ma che aquile? Quello era un cormorano. Poi ci sono numerosi pesci. E questi pesci intanto? Si stanno mangiando la plastica. E poi noi mangiamo loro. Appunto. E poi noi mangiamo loro. Appunto. Quindi anche noi mangiamo la plastica. Anche noi. Esatto. Quella che butti tu. In questo momento gli oceani contengono milioni di tonnellate di plastica. Di tonnellate? La maggior parte sono le bottiglie. Sai quanto tempo ci impiega una bottiglia di plastica per degradarsi? 1000 anni. 1000 anni? E una sigaretta? 5 anni. È come se ad ogni minuto si gettasse un camion di rifiuti in mare. Uno al minuto. Non voglio che il Sile diventi una discarica. Comincio ad avere paura di respirare l'aria. E perché sento che sporca? Perché sento che sporca? Eh già, è sporca sul serio. E se mi ammalo? Di una cosa brutta? Abbiamo ancora poco tempo. Dobbiamo darci da fare. Usa una borraccia invece di 1000 bottiglie di plastica. Non sai bere direttamente dal bicchiere? Io sì. Anch'io. Ma non sei capace di buttare la spazzatura nei cestini? E poi? Riduci, ricicla, Rottama. riutilizza. E trova tu altre soluzioni. Inventale. Fallo per me. 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 Pensa che bello sarebbe creare delle aree di interesse per le tartarughe. Dei punti di interesse per i cigni, per le folaghe. Per molti anni il Sile ci ha protetto dagli attacchi nemici. Adesso siamo noi che dobbiamo difenderlo. Perché l'uomo lo sta inquinando. Noi il nostro l'abbiamo fatto. Siamo dati. E tu, cosa pensi di fare? I grandi cambiamenti si ottengono con piccoli gesti. Intanto complimenti a Massimo Donadon per questa voglia che ha cercato di far capire a questi ragazzi l'importanza di esserci, di fare. Questa giornata per loro rimarrà impressa nella loro mente, non la dimenticheranno mai, io sono convinta di questo, ma le difficoltà vanno oltre. Quando rientra a casa questo ragazzino cosa succede? Premesso che io non posso dire cosa succede nel momento in cui entra in casa perché non sono presente, però vedo quando mi arrivano e quando mi arrivano non hanno sicuramente questo arricchimento, questa presa di coscienza che hanno quando escono dal nostro circolo sportivo. I ragazzi sono potenzialmente una fonte incredibile di soluzioni e soprattutto più che la teoria, fargli mettere in pratica. Ad esempio nel caso la questione del riciclo eccetera, far sì che siano loro i protagonisti senz'altro gli lascia dentro qualcosa che non dimenticheranno. Allora, Sindaco Armani,
come commenta quello che ha visto e soprattutto la bellezza del territorio, la fortuna di avete visto anche le foto, adesso ne vedremo altre che ha mandato il sindaco Armani per far capire ma quanto siamo belli, sindaco, e quante cose fanno questi sindaci, specialmente i sindaci giovani. Devo dire la verità che c'è un'altra marcia in più che hanno, non niente da dire, per far capire l'importanza del paese che amministrano. Prego sindaco, e vediamo anche altre foto, dico alla regia, grazie, prego. Allora complimenti intanto al collega e al comune di Sila, insomma, per il video. Quando parlano i bambini evidentemente, voglio dire, c'è la bellezza la genuinità del loro messaggio, anche se è un messaggio che, voglio dire, suona un po' come una critica doverosa, insomma, al mondo adulto per come stiamo lasciando un territorio a loro. Però la speranza è che questi principi voglio dire, nascano in questi ragazzi e li portino avanti per il futuro. Quanto al territorio, viviamo in un territorio splendido, parlo del mio comune, di un territorio che offre di tutto, olio, vino, il tartufo, siamo noti per il tartufo, siamo nell'immediato entroterra gardesano, quindi a un passo del lago di Garda, beneficiamo insomma del clima del lago e nello stesso tempo possiamo offrire un elemento in più rispetto al lago, la tranquillità, la possibilità di immergersi nella natura. Questo è un platano, è il platano dei 100 bersaglieri, è un albero monumentale. Questa invece è una visione dal monte Creta, che è immediatamente a ridosso di Caprino, e della parte finale del lago. Ecco, questo è un altro scorcio di un borgo tipico di Caprino, che è, se non vado errando, il borgo di Gaon. Questo è il paese di Pazzon, che è una metà collina a 400 metri, un paese molto noto anche perché per aver dato i natali a Monsignor Fraccari, persona che è stato l'angelo di Berlino per quanto riguarda l'aiuto agli internati. Qui stiamo parlando di invece Braga, che è il piccolo borgo sulle rocce, anche questo molto caratteristico, tipico, si fa un presepe a fine anno molto partecipato. Qui invece è uno scorcio di Spiazzi, che è la località che apre le porte a un altro gioiello che condividiamo col comune di Ferrara di Montebaldo, che è il santuario della Madonna della Corona, ed è meta di grandi pellegrinaggi. Questa è una foto che ritrae insomma il carattere rupestre. Ecco qui il santuario della Madonna della Corona, che viene definito il santuario più ardito d'Italia perché è costruito proprio in un posto in cui è inimmaginabile che sia stato No, sindaco, guarda, io la ringrazio delle foto perché vedo che anche Massimo Donadon guardava veramente stupito questa meraviglia che abbiamo, possiamo dire, a 2 passi da casa. Massimo Donadon, la ringrazio per le foto, sindaco. Prego Massimo, cosa vuoi dire? Dicevo, io personalmente non conosco il suo, premesso che non sono un collega, almeno per il momento, ma non credo, è una battuta. Non conosco Bardolino, conosco perché portiamo i ragazzi a fare le gare di canottaggio, ma non conoscevo l'entroterra, è veramente spettacolare e ci sono anche queste... 12 km da Bardolino, ecco, siamo vicini. Conosco queste realizzazioni, sono veramente interessanti, senz'altro farò un salto ad Vede ammirarle. sindaco cosa riesce a fare Sveglia Veneti, sindaco, l'importanza di capire cosa abbiamo nel territorio, perché andiamo alle Seychelles, andiamo chissà dove, non riusciamo a capire che la bellezza ce l'abbiamo fuori della porta, abbiamo il mare, i laghi, la collina, la montagna, cioè non ci manca niente, abbiamo queste opere d'arte, ma avete visto cosa vi ha fatto vedere il sindaco Armani, ma quanto importante è la comunicazione, diffondere la realtà del territorio, però
però giustamente con i soldi che avete fate anche fatica, invece la promozione dovrebbe essere doverosa. Io dico sempre, quando una marca vuole lanciare un prodotto, la prima cosa va in televisione, noi siamo anche una tribù privata, ecco, capisce l'importanza di far conoscere, noi entriamo su tutte le case, questa è la realtà, chissà quante persone questa mattina ho detto hai visto che meraviglia e non sapevo. Prego Sindaco Armani. Evidentemente la comunicazione è importante, nel senso siamo nella società dell'apparenza, no? E quindi comunque sia conti nel momento in cui appari, e quindi è importantissimo veicolare. Il turismo anche nelle nostre zone sta cambiando, il turismo del lago è sempre stato un turismo prevalentemente nord europeo, quindi tedesco, olandese, però la possibilità di veicolare questo tipo di territorio dà anche opportunità che sono mondiali. Il santuario della Madonna della Corona è un esempio. Prima aveva un turismo prettamente religioso, adesso le persone vengono anche solo per vedere l'edificazione, la struttura, la curiosità, insomma, la curiosità di vedere posti nuovi. Sta muovendo il turismo in questo senso e noi come sindaci, quindi come amministratori del territorio, dobbiamo assecondare questa vocazione, però nello stesso tempo, e mi ricollego al discorso di prima, preservare, conservare e difendere il nostro territorio, perché chi viene vuole trovare un territorio, non dico intatto, ma comunque sia, voglio dire, un territorio bello, usufruibile, pulito, in cui immergersi appunto nella natura e con la possibilità di visitare luoghi e paesaggi molto, molto particolari. Allora, visto che abbiamo parlato del presepe, ha parlato il sindaco Armani che viene fatto in questi luoghi un presepe particolare, andiamo a vedere invece Massimo Donadon cosa ha fatto come Babbo Natale con i canottieri, perché è importante capire che bisogna agire, bisogna fare Natale, Pasqua, non importa, bisogna fare. Andiamo a vedere questo video, canottieri, Babbo Natale. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, a jingle around the clock. Jingling beat, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. A mixing and mingling, a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
Bellissime queste immagini, penso avrebbero fatto piacere anche a Papa Francesco. Queste sono le immagini che lui avrebbe voluto vedere, i bambini adorati che lui amava, i fragili, lo sport. Allora, Sindaco Armani, come ci saluta? Niente, vi saluto, intanto vi ringrazio per l'invito e la partecipazione. Vi invito a venire a visitare Caprino Veronese, un paese che è notissimo per 3 cose. La Fiera Montebaldina, che inizierà il 31 luglio, ed è una fiera antichissima, è la 272esima edizione. A fine agosto la festa del tartufo, giunta alla 16esima edizione, e poi per tante altre cose il Carnevale Montebaldino, anch'esso antichissimo, il mercato del sabato, che è il terzo più grande della provincia di Verona. Vediamo se abbiamo anche la foto del mercato, mi sembra che ci sia. Intanto che il Sindaco parla, mettiamo le altre foto. Prego, Sindaco. No, parli intanto, prego. Poi noi le mettiamo. Ecco qua. Non ho capito. Chiedo scusa. Prego, mi dica. Questo è uno scorcio di Palazzo Carlotti, è la sede municipale. Questo invece ritrae la Fiera Montebaldina del 2 agosto. Questo è il corpo bandistico, anche questo quest'anno festeggia i 50 anni. Questo è uno scorcio sempre della Fiera Montebaldina, quindi questa è una veduta di Caprino Veronese da una posizione un po' più alta, è la chiesa parrocchiale, dove è collegata. Grazie Sindaco, devo chiudere perché non ho più tempo. Io ringrazio veramente Giuseppe Armani, Sindaco di Caprino Veronese, di essere stato con noi. Grazie anche per queste belle immagini. Grazie a Massimo Donadon, Presidente Canottieri Sile. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salve a voi, oggi vi presentiamo un dolce, vi presentiamo la crema fritta. Un piattino simpatico da usare adesso che inizia a fare freschetto. Per questo piatto abbiamo bisogno di 1 litro di latte, dello zucchero, una buccia di limone grattugiata, delle uova divise, i tuorli da una parte e gli albumi dall'altra, un pizzico di zucchero e della farina. E così qua. Noi abbiamo messo a scaldare già il latte, ora ci uniamo la buccia di limone grattugiata, lo zucchero ed un pizzico di sale. Portiamo il tutto in ebollizione. Mentre attendiamo che il latte arrivi a ebollizione, in una padella andiamo a preparare una base che in termine tecnico si chiama roux ed è composta dal burro e dalla farina, sempre la classica base con cui facciamo la besciamella, per intenderci. Attendiamo un attimino che il burro si scaldi, poi ci uniamo la farina e la facciamo cuocere almeno 3 minuti, il tempo necessario affinché la farina perda il suo sapore, che altrimenti si ritroverebbe nell'impasto. Ecco, trascorsi all'incirca i 3 minuti di cui dicevamo un attimo fa, abbiamo la roux pronta. Il latte caldo, versiamo la roux nel latte, rimestiamo velocemente e nel stesso tempo aggiungiamo i 4 rossi d'uovo, i 4 tuorli. Giriamo con abbastanza vigore perché si formerà subito una crema abbastanza densa. Noi dobbiamo frustare con decisione affinché non si formino dei grumi. La teniamo girata un minutino in modo che il tutto si addensi, dopodiché spegniamo il fuoco e questa crema che abbiamo ottenuto la versiamo in una placca, in un vassoio, in un qualsiasi contenitore di un'altezza di circa 2 cm e la lasciamo raffreddare. Allora abbiamo messo
la crema in frigorifero, prendiamo i 4 albumi tenuti da parte precedentemente, li mettiamo in una bacinella e li frustiamo leggermente. Non devono diventare a neve, devono essere leggermente montati. Come potete vedere bastano un paio di minuti, non serve che siano, basta che sia leggermente spumoso. Ecco qua. Ecco, nel frattempo la crema si sarà raffreddata, la avremo tagliata a quadretti, a rombi, come preferite voi. La prendiamo, la passiamo nell'albume leggermente sbattuto e la appoggiamo sul pane grattugiato. Eccoci, facciamo alcuni pezzettini. In un'altra padella avremo messo a scaldare dell'olio per friggere. Noi in questo caso usiamo la friggitrice che abbiamo in casa, ma il principio è lo stesso. La temperatura è circa sui 180-220 gradi. Andiamo a passare questi dadini, questi rombi di crema fritta nel pane grattugiato e poi andiamo a friggerli. Abbiamo alzato la temperatura dell'olio, prendiamo i nostri rombetti e li passiamo nella friggitrice. Il tempo che diventino dorati, perché comunque sono alimenti già tutti cotti, quindi devono semplicemente prendere un bel colore dorato. Ecco. Eccoci, dopo un paio di minuti abbiamo ottenuto la nostra crema fritta. Come potete vedere ha un bel colore dorato. La togliamo, la sgoccioliamo leggermente su un foglio di carta assorbente e poi per preparare il piatto andiamo a poggiarla. Eccoci, abbiamo un pochino di zucchero a velo, glielo setacciamo sopra e per completare il piacere di assaporare questo piatto prendiamo una ciotolina, la mettiamo qui, un po' di panna montata e addio alla vostra dieta.